buongiorno, un sabato caldo, 21 giugno, finalmente è arrivata l'estate anche per questo turismo, quello che può permetterselo veramente di staccare la spina, ma soprattutto per cercare anche l'economia che procede in una certa direzione, perché guardate che siamo messi veramente male. Il problema è che qualcuno non sta ascoltando l'operaio, quello veramente che produce, quello che lavora, quello che ha bisogno veramente che il stipendio venga aumentato. Non viene ascoltato il pensionato che vive con 5, 6, 700 euro. Capite che c'è qualcosa che non torna, ma non è questione di destra, di sinistra, bene, pure la sinistra ha fatto qualcosa, diciamocela pure. È questione di una certa sensibilità verso questa popolazione che si comporta bene, che ha sempre lavorato, che ha sempre cercato di dare un contributo alla nazione. Sono quelli che hanno lavorato, ma come dice sempre Mirelli, in Italia chi non fa niente ciappa una montagna di skei e chi lavora non riesce neanche più a sopravvivere. Ne parleremo questa mattina con l'avvocato Sebastiano Sartoretto, consigliere provinciale a Treviso ma anche consigliere comunale a Castelfranco Veneto. Grazie Sartoretto di essere qui. Grazie dell'invito. Grazie. Buongiorno a tutti i telespettatori. E saluto anche con grande piacere Franca Coin, questa fondatrice di Venice che si occupa di bellezza, di arte, perché solo quella ci salverà. La cultura, l'arte, la bellezza e i giovani. Io sono convinta di questo. Buongiorno Franca, come sta? Buongiorno, ma che piacere sentirle, veramente mi siete mancati tantissimo e sono molto contenta di essere in contatto e che mi avete cercato perché mi fa bene piacere parlare con voi. La mia terra è il Veneto, lo sapete, io ormai abito a Parma da un po' di tempo, bellissima città, ma il mio Veneto è sempre Grazie Franca. Saluto anche Vincenzo Allegra, vicepresidente APE, questo ristoratore. Sentiremo come si sta aprendo la stagione, il bilancio del 2024, cosa spera. Sentiremo anche lui, un ragazzo giovane, una persona per bene, anche lui cerca di dare un contributo alla qualità della vita anche con la nutrizione al nostro paese, al nostro territorio. Allora inizierei proprio dall'avvocato. Mi senti? Sì, buongiorno. Buongiorno caro. Allora, avvocato Sartoretto, cosa ci racconta? Com'è la situazione politica in alto mare? Molta perplessità sulle decisioni che prendono questi grandi della terra, l'Europa, cosa sta succedendo, perché poi quello che vediamo è che sempre che paga le conseguenze sono le fragilità, non c'è niente da fare, sono loro che vivono i momenti più tragici. Forse qualcuno non si rende conto che la povertà sta aumentando in maniera incredibile e io dico sempre, io avendo il Banco Solidale dal 2010 posso anche parlare, perché sono veramente documentata, che non arrivano i barboni come si pensava una volta, ma arrivano famiglie e persone che lavorano ma non ce la fanno neppure con due stipendi, ve lo dice la Mirella, 2 stipendi. Per fortuna che ci sono questi banchi alimentari, queste parrocchie, siamo in tanti che aiutano e però c'è qualcosa che non torna. Prego avvocato. Ecco, io credo che al di là dei grandi temi che di politica internazionale che in questo momento affliggono il mondo, in cui sembra che con nonchalance di tutti ci stiamo avvicinando a una catastrofe, io credo che ognuno di noi abbia soprattutto il dovere di parlare, di incidere, di cercare di influenzare negli ambienti in cui può effettivamente dare un proprio contributo e fare qualcosa. Allora io mi concentrerei sugli aspetti che lei ha toccato, che sono quelli sostanzialmente di dire ma come sta andando economicamente nel nostro paese. Ecco, io credo che al di là di destra, sinistra, di barricate che si innalzano a destra o a sinistra per dire tutto va bene Madama la Marchesa o tutto va male Madama la Marchesa, ci siano dei dati obiettivi che dovrebbero far accapponare la pelle a chi fa politica.
E cioè stiamo assistendo, credo in maniera obiettiva, credo che su questo concetto nessuno possa dire no, non è così, a un impoverimento generale del paese e quindi delle comunità in cui viviamo, e soprattutto all'allargamento della forbice fra chi fa una esigua minoranza grandi profitti e chi non riesce, come è stato detto all'inizio da lei, ad arrivare a fine mese perché gli stipendi non bastano. Ora, credo sia obiettivo dire che gli stipendi sono fermi da anni. Credo sia obiettivo dire che oggettivamente c'è una perdita di potere di acquisto che penalizza chi ha meno e chi prende meno di stipendio. E credo che la grande sfida della politica, al di là della destra e della sinistra, sia tentare di parlare di queste cose, perché è risolvendo questi problemi o tentando di risolvere questi problemi che si avvicina o meglio si riavvicina la gente alla politica. Non possiamo meravigliarci se va a votare il 50% e fra un po' andrà il 40% a votare. No, quando c'è chi ha il problema che con 1.300 euro al mese e una famiglia, una moglie e un bambino o 2 bambini non può sbancare il lunario. E quando noi capiamo, percepiamo che attraverso le iniziative di solidarietà, lei si occupa meritoriamente da anni del Banco Solidale, le Caritas in ognuna delle nostre parrocchie cercano di fare il possibile e andiamo a informarci, ma chi sono gli utenti, chi accede a questo tipo di servizio che viene dato, e scopriamo che ben oltre la metà sono italiani, sono pensionati, è qualcuno che è rimasto senza lavoro e sono sempre di più chi con lo stipendio non riesce a far fronte ed arrivare alla 4ª o 5ª settimana del mese perché alla 3ª ha finito tutto. Ed è su questi temi che la politica deve aprire un confronto e un dibattito tentando di uscire da questa situazione. Siamo in un ristagno dei consumi dovuti al fatto che non c'è denaro, che non ci sono possibilità, che dicevo all'inizio allarga la forbice, per cui non è più solo la classe operaia o chi è a reddito fisso che va in difficoltà, ma sono i commercianti. Ma basta che giriamo i centri storici delle nostre cittadine, vediamo decine di vetrine chiuse anche in centro. Poniamoci di questi problemi. Rinaldo da Venezia, poi andiamo da Vincenzo Allegra, cerchiamo di fare anche riprendere il contatto con Franca Coin. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Scusami per ieri Rinaldo, ma non ce l'ho fatta. Non importa, grazie stesso Mirella. Cara Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Volevo dire che questo problema è che la gente non ha soldi per mangiare. Ma è cosa ne mi cerca? Io saremo che 6 anni, ne parliamo, e lo Stato cosa fa? Niente. È il figlio della Russia, che ha 38 anni, suo padre ha messo presidente di un ente, non mi ricordo il nome, e tira 185.000 euro all'anno. Uno che va a studiare una vita poi, e si disoccupa un laureato. Ma che cosa ne mi cerca? Qua è politica, c'entra è politica. Ma come mai che tutti i suoi familiari, tutti a posto, e la povera gente sta tra la Meloni, perché darà 3 miliardi per l'Africa, è giusto andare in mano. Ma avremo i nostri africani che qua in Italia, che non hanno da mangiare, che non hanno scelta le medicine. È una vergogna, mi sono massa adesso, ma bisogna venire per i bastoni e andare a fare la marcia su Roma all'inverso e spaccare tutto. Io non ci interessa, noi vive con pochi soldi. Chi che ha tanti soldi, di poveri, non mi interessa niente. E infatti sarà sempre peso
È il problema più grosso. Bisogna mettere a posto i nostri italiani, i nostri veneti, che se la spaccare piena per portarla al paese. 20 anni fa stavamo tutti bene, adesso stiamo tutti male. Ti dico l'ultima roba, voglio insegnare per fare come si dice mai? Non mi viene la parola. Insomma, dare il 5% a Mirella, perché se ti dà da fare, dare il 5% e 5 non per niente. E non costa niente, è gratis, hai capito? Facendo sto roba, perché vediamo dove che va il schede a Mirella, vediamo cosa che fa, perché ha sempre fatto e reso conto di schede, di assegni, di quello che fa. È tutto limpido, non c'è stramaci, non c'è niente, hai capito? E ora, deve il 5% perché non spende neanche un soldo, è gratis, e sta sempre beneficenza, è quella parola, va bene? Grazie caro Rinaldo, grazie anche per il supporto che mi dai col 5 per 1000, perché veramente mi permette di acquistare tutto questo cibo, perché la borsa deve essere dignitosa e come dicevo prima dovremmo anche capire come mai dall'Europa non arriva più niente. Ecco, i banchi alimentari fanno fatica a fare le provvigioni e io non posso distribuire solo dolci e farina, devo dare anche una borsa dignitosa, perciò acquisto il latte, acquisto il pesce, la verdura, perché la verdura deve essere a posto, non gli avanzi, gli scarti, deve essere a posto, la borsa deve essere dignitosa, Sartoreto. E grazie al 5 per 1000, come dice il nostro Rinaldo, gli assegni che diamo a Natale o a Pasqua per pagare le bollette o l'affitto, grazie al 5 per 1000. Ma la gente si fida perché vede, perché io faccio vedere tutto quello che faccio, come tanti altri, ci mancherebbe. Però poi la gente, come hai sentito, Sartoreto telefona e supporta quello che dico. Allora sentiamo anche Vincenzo Allegra. Allora Vincenzo, com'è la situazione? Come è chiuso il 2024 e come prevedi il 2025? Chi frequenta i ristoranti? Perché bisogna anche capire che c'è una fascia che può permetterselo fortunatamente. Prego Vincenzo. Buongiorno Mirella, diciamo che il 2024 è stato un anno discreto, non possiamo lamentarci. Il 2025, viste gli andamenti del 2024, lo si aspettava più sereno, invece stiamo accorgendo che soprattutto nel periodo qui estivo c'è stato un po' una frenata dell'economia e una frenata nelle spese. Vi è sicuramente una difficoltà che è quella dovuta al fatto che insomma, i costi negli ultimi anni sono estremamente esplosi e per contro effettivamente la parte stipendi è rimasta un po' ferma rispetto a questo aumento drastico. Diciamo che dal Covid in poi c'è stato un continuo salasso non solamente per i commercianti ma per tutti gli italiani. Abbiamo avuto un aumento dei mutui che è stato impressionante, aumento dei costi dell'energia elettrica e sono costi che poi sono quasi diventati strutturali dopo nei successivi anni. Dopo il boom iniziale dei costi proprio dovuti all'energia elettrica, dovute a tutte queste guerre che scoppiano in giro per il mondo, non si è avuto poi un abbassamento rapido come si è avuto un aumento rapido. E quindi questa situazione ha fondamentalmente eroso un po' la capacità economica di chiunque, come dici tu, anche 2 stipendi a volte non sono sufficienti per arrivare alla fine del mese. Subiamo purtroppo una incapacità della politica a reagire a chi ormai la gente comanda questo mondo, che è il mondo della finanza, che sposta e faccia quello che vuole e indirizza anche addirittura a livello politico un paese. Non possiamo continuare verso questa strada perché stiamo accorgendo che nonostante i dati sono buoni, perché effettivamente l'aumento un aumento di posti di lavoro c'è stato negli ultimi anni, però non si è concretizzato poi un aumento effettivamente paragonabile all'aumento dei costi generalizzato. E quindi fondamentalmente abbiamo una diminuzione soprattutto qui nel 2025 proprio dei consumi. Ce ne accorgiamo nei ristoranti, ce ne accorgiamo anche nei piccoli negozi dei centri città,
le stesse criticità che sono sempre più difficili da raggiungere e anche sinceramente si vede proprio una diminuzione della spesa del pro capite. Senti Vincenzo Allegra, spiegaci un po' com'è la situazione del lavoro, questo personale che non si trova, specialmente italiani doc, chiamiamoli così, non so più come chiamarli, non si capisce più niente, perché se non ci fosse questa forza lavoro che viene da altri paesi, io non so come apriresti i ristoranti, i bar, perché io vedo loro nelle cucine, cioè è inutile che ce la giriamo e rigiriamo, sono loro che sono all'interno delle cucine e devo dire che sono anche bravi, sono educati e sanno fare il lavoro. E come sono pagati non si sa. Cosa ci racconti Vincenzo Allegra? Beh, insomma, se un imprenditore è un imprenditore serio, come vengono pagati si sa. Quindi insomma sotto questo aspetto problemi non ce ne sono. Poi dopo non possiamo fare sempre tutto a fascio, abbiamo una parte che magari è più oculata e chi invece magari cerca di trovare degli escamotage. È vero, c'è anche da dire che la situazione anche economica delle piccole attività, delle attività come le nostre cominciano a soffrire la situazione di mancanza proprio di clientela, oppure in realtà magari la stessa quantità di clientela che però spende meno, i costi fissi purtroppo rimangono. Non è una scusante assolutamente, però insomma è vero questo, cioè il fatto che vi è una situazione in cui se non avessimo determinata manodopera straniera molti tipologie di lavori non sarebbero coperte, le persone che sono addette al lavaggio delle stoviglie, le persone che fanno le pulizie, però anche nel reparto cucina, molti chef, molti aiuto chef, ma nella stessa sala ci accorgiamo sempre di più che vi è una situazione multietnica all'interno delle nostre attività, che ci aiutano fondamentalmente a mandare avanti lavori come questi. È vero che vi sono lavori che gli italiani da un lato snobbano, ma c'è anche da dire che in realtà infatti vi è un ritorno ultimamente dei giovani, soprattutto delle scuole, che cercano di arrotondare quelli che sono le loro possibilità mensili per potersi pagare la retta universitaria, per poter pagarsi l'affitto delle case che è esploso, case che Guarda Vincenzo, ti ringrazio per quello che hai detto, perché io sono stanca di sentire che i giovani non hanno voglia di fare niente, che non hanno voglia di lavorare il sabato e la domenica. Io sono stanca perché non è vero, e Vincenzo Allegra, che è una persona per bene, un imprenditore per bene, dice no, ci sono i giovani che fanno questo lavoro. Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo, vai Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Ieri io mi sono fossilizzato sul venerdì degli scioperi e purtroppo i sindacati hanno fatto perdere un altro giorno di lavoro ai lavoratori. Perché? Per domandare più soldi. Io ho visto la busta paga. Se tu prendi la busta paga, vedi 2.000 euro, che bello 2.000 euro, è lordo. Vai a vedere il netto 1.300. Come? Cioè, il datore di lavoro tira fuori 2.000 euro e praticamente l'operaio, prima ancora di prendersi lo stipendio, gli hanno già decurtato tanti soldi che praticamente un operaio si porta a casa 1.300 euro. Ma come, Dio santo? Io ho lavorato. Ma io allora dico una cosa, ma perché i datori di lavoro, anziché dare il netto, date il lordo all'operaio e poi vediamo l'operaio cosa fa quando deve versare ogni mese 700 euro al governo per le tasse. E allora sì che ci sarebbe una rivoluzione, perché tu non puoi mandare gli operai in piazza a dire vogliamo più soldi. Se vogliamo più soldi, ma lo sai operaio che se un datore di lavoro ti dà 200 euro di aumento, a te operaio ti ne viene in tasca 130 e il resto se le ciuccia il governanti? Allora Mirella, vedi che c'è qualcosa che non va. Perché il sindacato permette queste robe qua? Perché il sindacato manda la gente in piazza a fare la figura dei pecoroni? Perché anche ieri abbiamo fatto la figura dei pecoroni,
dare retta al sindacato perché è il datore di lavoro che no, non è il datore di lavoro. Il datore di lavoro ti dà quello che può in busta paga, ma purtroppo ti dà il lordo e praticamente la tara se lo porta via il governo e te ti rimane il netto. Ma Dio santo, ma perché non guardate? Io vorrei che ogni operaio guardasse la busta paga per vedere realmente per quale motivo ti operaio ti porti a casa solo 1.300 euro anziché 1.700, che sarebbe già abbastanza buono, 1.700 euro. No, un operaio si porta a casa 1.300 euro perché? Perché c'è purtroppo i nostri nababbi e non trovo neanche giusto che io porto a casa 1.300 euro e un onorevole... Molto chiaro Antonio, fammi andare avanti, sei stato chiarissimo, andiamo a vedere proprio questo sciopero, andiamo a Venezia, protesta metalmeccanici, così risponderemo anche al nostro Antonio, poi andiamo da Sartoretto. Migliaia anche a Mestre hanno sfilato da Fincantieri a Piazza Ferretto per lo sciopero nazionale di 8 ore dei metalmeccanici per chiedere il rinnovo del contratto scaduto a giugno 2024. Una giornata importante per cercare di dare una svolta a un'avvertenza che ormai da un anno sta languendo e non si riapre quel tavolo che dobbiamo riaprire a tutti i costi per riuscire a rinnovare il contratto della nostra categoria che conta oltre 1,5 milioni di lavoratori. Noi contiamo che con questo sciopero, con la presenza di questi lavoratori e con la riuscita degli scioperi che stiamo registrando in giro per le fabbriche ci possa essere finalmente una riapertura del tavolo e si possa finalmente dare ai lavoratori metalmeccanici quello che li aspetta. Riaprire la trattativa significa sedersi e discutere per rinnovare un contratto che riguarda 2 milioni di lavoratori. 2 milioni di lavoratori che con il loro lavoro continuano a far diventare l'Italia il secondo paese in Europa e il sesto nel mondo. Quindi l'industria va salvaguardata. Per salvaguardare l'industria bisogna rinnovare i contratti, bisogna che i lavoratori riescano ad avere quella quantità economica necessaria per poter garantire una vita normale, per far ripartire i consumi. È assurdo quello che sta avvenendo, che è avvenuto in questi mesi, un'assenza della politica e un'assenza di Federmeccanica nel voler riaprire la trattativa. Abbiamo presentato un anno fa la piattaforma votata legittimamente da tutti i lavoratori del settore. Federmeccanica non ha preso atto delle nostre richieste, non ha cercato di condividere con noi e provare a discutere e trovare dei punti comuni rispetto ai vari punti, ha presentato un loro documento e ovviamente non esiste che nelle relazioni sindacali, nelle relazioni industriali, almeno fino ad oggi, sia la controparte che presenta delle richieste all'organizzazione sindacale. Andremo avanti finché non recupereremo non solo il tavolo di trattativa, ma porteremo anche a casa il contratto legittimo per tutti i lavoratori. Dopo il volantinaggio iniziato all'alba davanti Fincantieri, il corteo è proseguito lungo Corso del Popolo, piazza 27 ottobre e via Poerio, arrivando in piazza Ferretto intorno alle 11:30. Come USB abbiamo proclamato lo sciopero generale con i crismi di legge già mesi fa, ma come dire la storia ci supera. Lo avevamo fatto principalmente contro la guerra, contro il genocidio in Palestina, oggi ci ritroviamo anche una guerra in Iran, bombardamenti, come dire l'invasione della Siria, una serie di episodi in cui Israele è coinvolta in ben 7 conflitti, oltre a quello interno ovviamente del genocidio palestinese. L'altra parte ovviamente è tutta la conversione dell'economia da economia come dire, normale, economia di pace a economia di guerra, quindi il 24 e 25 giugno ci sarà il vertice NATO in cui l'Europa probabilmente deciderà di fare la conversione delle proprie economie. Questo vuol dire però far morire ad esempio per l'Italia settori storici, quindi togliere i finanziamenti a settori storici come l'automotive, l'elettrodomestico, le telecomunicazioni e spingersi invece sull'economia di guerra che storicamente non ha prodotto grandi posti di lavoro, però ha prodotto invece morte e distruzione. Questa cosa qua USB la respinge radicalmente. Abbiamo Nadia in linea e poi andiamo dall'avvocato Sartoretto. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ieri ho sentito che la signora Camusso, che era della CGIL,
era segretario del sindacato. Adesso il signore, come si chiama, che adesso mi è sfuggito, Landini, è suo marito. Allora marito e moglie, adesso lei è eliminato, non è più al sindacato, ma è in Parlamento, non so se sia senatrice o cosa, comunque è là dentro, si cura la sua sedia, e il marito è il segretario della CGIL. Ma cosa si fanno vedere? Ormai non abbiamo più il prosciutto sugli occhi, e gli interessi, i sindacati non li fanno per gli operai, li fanno per loro. Perché vanno a sedersi al governo solo loro con i nostri parlamentari e decidono per gli operai? Devono essere gli operai a andare a chiedere e rappresentati da loro, però non abbiamo nessun. Una volta il sindacato faceva per gli operai, ma adesso non fa niente per gli operai, niente. È una vergogna. Ha avuto una liquidazione la signora Camusso di milioni di euro di TFR. Dovrebbero vergognarsi. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Che sia la moglie di Landini non mi risulta, non so, però chiedo Nadia, perché voglio essere anche sicura, bisogna dire anche le cose giuste, chiediamo e anche vedremo, poi bisogna dire le cose esatte, se ha ragione Nadia. A me non mi risulta, non so, Sartoretto? Non risulta questo. Non credo. Che sia la moglie di Landini. Assolutamente no. Allora, Sartoretto, come commenta queste telefonate, questa rabbia che sta salendo anche verso questi sindacati che sono quelli che hanno difeso anche i lavoratori, il loro ruolo è quello, però anche i lavoratori ormai fanno fatica a capire da che parte stare perché sono successi tutti i colori. Prego Sartoretto. Ma a me quello che impressiona di queste ultime telefonate è la generalizzazione, cioè si spara nel mucchio, e l'identificare il malessere con singoli, con persone. Ed ecco, io mi permetto di dire che posso capire questa rabbia che esplode in questo modo, ma che però questa non è la strada giusta. Non è la strada giusta perché attraverso questo modo di affrontare queste tematiche non andiamo da nessuna parte. Io credo che il dato positivo dello sciopero di ieri sia che c'è stata una ritrovata unità sindacale, al di là di tutte le critiche che si possono fare al sindacato, ma è pur sempre vero che sono organismi che sono nati, vivono, sono previsti costituzionalmente e servono alla tutela del mondo del lavoro. E io credo che mai come in questo momento serva una tutela sempre più forte e serrata di quello che è il mondo del lavoro. Faccio alcuni esempi. Dicevo all'inizio, non è possibile che assistiamo a un divaricarsi della forbice per cui il lavoro conta sempre meno e conta il capitale e la finanza. Non è possibile che chi lavora materialmente sia sempre più impoverito e veda il suo potere di acquisto diminuire e chi fa grandi manovre speculative nella finanza, quei pochissimi che le fanno, accentrano il potere economico. Questi sono dei dati che ci dovrebbero far riflettere, perché qua non c'entra destra, sinistra, c'entra un benessere collettivo delle comunità in cui viviamo che va sempre più scemando, che va sempre più diminuendo, e questi sono i temi da affrontare. Un altro tema, io credo che noi abbiamo nel mondo, ma senza tanto allargarci al mondo, stiamo all'Europa, la legislazione che tutela la sicurezza del lavoro in maniera più puntuale e precisa. Ecco, io credo che abbiamo assistito in questi ultimi anni a un'escalation di morti sul lavoro che non c'erano neanche negli anni 50,
quando le impalcature erano fatte di travi in legno e tavolame e la gente si arrampicava. Adesso abbiamo la legislazione sul lavoro più perfetta e più sicura del mondo. Una tecnologia incredibile. E gli incidenti sul lavoro che aumentano in maniera drammatica. Poniamoci questi problemi. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao e un saluto all'ospite che hai in studio. Dunque, prima cosa, bisogna che i lavoratori, i pensionati, eccetera, non aspettino il sindacato, devono unirsi insieme e proclamare uno sciopero ad oltranza. Questa è l'unica strada, perché tutti i discorsi che si fanno, anche sulla sicurezza nei posti di lavoro, eccetera, non servono a niente. Il sindacato abbiamo visto che non fa niente, né per aumentare gli stipendi, cioè gli stipendi dei lavoratori, né per i pensionati, quelli che sono a basso reddito, né la sicurezza per chi lavora. Perciò devono muoversi loro, devono imparare una volta per tutte che devono muoversi loro, perché se non si muovono loro non cambierà niente. Ecco, un parere, grazie. Grazie a te Livio, allora andiamo a vedere questo video che ha mandato la nostra Franca Coin, questo video della Fondazione Venice che lei ha creato e poi sentiamo cosa ne pensa. Venezia è una città unica al mondo, ricchissima ma fragile, ha bisogno di essere conservata e amata. Per questa ragione il 15 novembre 1996 e per iniziativa di Franca Coin è nata la Venice International Foundation, un'associazione di persone che hanno in comune l'amore per la città e il desiderio di preservarne i tesori. La Venice International Foundation si occupa di raccogliere fondi per singoli progetti che restituiscono alla città il suo antico splendore, senza alcun finanziamento pubblico ma solo attraverso l'entusiasmo e il sostegno dei suoi associati. Non solo grandi finanziatori dunque, ma tanti micromecenati pronti a rispondere agli appelli di Venice International Foundation, che hanno portato negli anni a risultati straordinari. Decine di progetti avviati, milioni di euro raccolti, ma soprattutto tesori restituiti alla città. Uno dei progetti più ambiziosi è stato il restauro delle dorature del soffitto della Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. Cornici ad alto rilievo di forma quadrata, rettangolare, ovale, realizzate in legno dai più grandi artigiani di fine Cinquecento e rivestite in foglia d'oro. Il soffitto della Sala del Maggior Consiglio rappresentava con i suoi ori la potenza e la bellezza di Venezia. Il legno è però una materia viva che risente di ogni mutamento climatico. Nei secoli le splendide dorature si erano staccate, in alcuni punti erano cadute. La Venice International Foundation ha così promosso una raccolta di fondi invitando i suoi associati ad adottare 1 metro quadrato del soffitto. Il progetto, iniziato nel 2008, ha restituito in appena 2 anni le dorature del soffitto al loro antico splendore. Al suo antico splendore è tornata la nobiltà e la virtù che abbattono l'ignoranza. Opera di Giambattista Tiepolo, eseguita fra il 1744 e il 1745 per Palazzo Barbarigo e dal 1936 collocata a Carezzonico. In questa opera è celebrato il trionfo di nobiltà e virtù, mentre l'ignoranza precipita a terra, sconfitta. Particolarmente interessante è il piccolo paggio in cui il Tiepolo ritrasse il figlio Giuseppe Maria, che non seguì le orme paterne scegliendo il sacerdozio. Il restauro della tela è stato complesso.
Si è dovuto sostituire il telaio, intervenire sui rifoderi e procedere ad una pulizia che ha restituito alla tela i suoi colori originari. Venezia non è solo acqua e palazzi storici, la sua storia è piena di figure carismatiche, come quella di Mariano Fortuny, pittore, designer e stilista. Restituire alla città le sue opere, custodite a Palazzo Fortuny, è una missione per Venice International Foundation. Il modello del teatro di Bayreuth, i dipinti parietali dell'Atelier, il modello del teatro delle feste, con i suoi minuziosi particolari e le sue invenzioni di luminotecnica, sono solo i primi passi di questo lungo lavoro. Venezia è anche San Marco. All'interno della basilica, la cupola della creazione, realizzata nella prima metà del 200 grazie all'intervento di maestri mosaicisti bizantini, rappresenta come in un fumetto la creazione del mondo. Il mosaico appariva intatto, ma sotto la sua superficie si erano formati distacchi anche profondi. Il restauro, concluso nel 2010, è un altro dei successi della Venice International Foundation. Così come i 60 affreschi di Giandomenico Tiepolo, figlio di Giambattista, realizzati per la villa di Zianigo e conservati a Carezzonico dal 1936. Nel corso degli anni decine di progetti sono stati varati e con cura amorevole portati a conclusione. E molti altri sono in rampa di lancio, come la raccolta fondi negli Stati Uniti insieme alla Friends of Venice Italy per finanziare il progetto Sublime Canova. Tutto questo è il segno di un amore profondo per Venezia e per le sue bellezze e dell'impegno che la Venice International Foundation ha come propria ragion d'essere di proteggerla e salvaguardarla. Allora Franca Coin, intanto grazie veramente anche per questo video che fa capire l'importanza della cultura, dell'arte di questo paese che tutti ci invidiano, non a caso lo chiamano il bel paese, di tutta questa bellezza che abbiamo, i più grandi patrimoni e numeri dell'UNESCO. Prego Franca Coin. Beh, intanto grazie, mi avete dato l'emozione di ripercorrere un lungo periodo meraviglioso passato a Venezia e dove mi rendo conto di aver messo insieme questi amici straordinari che con piccole quote si sono sentiti partecipi a programmi molto molto più grandi di quanto non si possa fare singolarmente. Io voglio lasciare questo messaggio di speranza e di pace, perché noi siamo un popolo lavoratore, meraviglioso, stiamo attraversando un momento molto difficile, quindi non pensate che sia un privilegio pensare di recuperare e essere legati al bello. Io me lo posso permettere alla mia età perché ho lavorato tutta la vita cercando di donare, vi assicuro che ho passato una vita meravigliosa e non è finita, tutt'altro, perché adesso mi sto occupando della natura perché è molto vicino a me, un'età delicata perché ho passato quasi più di 40 anni a Venezia e adesso sono in provincia, ma una provincia molto 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 bella, molto molto piacevole. Mi occupo di giardini. Allora, abbiamo restaurato, ho passato alla mia fondazione, la Venice International Foundation, riprenderà adesso. È stato un po' complicato quando ho lasciato la presidenza perché poi ho lasciato anche il consiglio perché non ero d'accordo con le strategie che venivano definite dal nuovo presidente. Ho passato alla mia età bisogna passare le cose ai giovani, quindi questa è una cosa molto importante ed è piacevolissimo poter dare in vita
Allora, passato alla Friends of Venice americana, Adele Herrera Baudengo, con presidente della sua Venice Garden Foundation, e devo dire che questi ultimi 2 o 3 anni sono stati meravigliosi. Giardini reali in piazza San Marco, dove tu restauri e puoi anche camminare dove hai restaurato. Per me questa è stata una gioia, una scoperta, come la natura mi ha aiutato a superare l'età, a superare le difficoltà internazionali, nazionali, di lavoro. Io soffro a sentire queste notizie. La politica per noi è importantissima, per cui la natura a me ha salvato in tanti momenti di tristezza, di mancanza di energia. Quindi Royal Garden, i Giardini Reali, Piazza San Marco, progetto meraviglioso portato avanti dalla Venice Garden Foundation, e adesso appena finito di restaurare l'orto giardino del Redentore alla Giudecca. Quindi Palladio, dietro la grande chiesa meravigliosa del Redentore, c'è questo orto giardino che è sempre stato curato dai frati. Bene, adesso è aperto grazie anche alla Venice, alla Friends of Venice americana. Adele Herrera Baudengo è stata straordinaria con tutti i suoi progetti meravigliosi che mi tengono viva. Sono stata un mese fa neanche a vedere questo giardino, dove si può andare a vedere l'orto sinergico, per esempio. L'orto sinergico è l'orto, noi in Italia facciamo l'orto con tutti i pomodori, con tutte le melanzane, invece se si mette una pianta di fiori in mezzo alla pianta di legumi, la pianta sembra che sia molto più felice. Questo me l'ha insegnato tanti anni fa Mario Brunello, voi avete citato nell'altro programma di questo restauro della maquette del teatro di Fortuny. Beh, quello è stato un divertimento straordinario. Io credo che sia stato l'unico progetto virtuale quando ancora non si parlava di virtuale, perché ho venduto virtualmente, ma poi con partecipazione, come se fossero dei biglietti di teatro, e in un momento tutti gli amici mi hanno aiutato a restaurare questa maquette straordinaria. Poi però il mio progetto è che Mario Brunello, e chi lo sa che non si possa fare, potesse essere il direttore virtuale di questo teatro di una modernità straordinaria, fatta dalle mani incredibili di Fortuny. Ecco, scusate questa, ma volevo dirvelo perché è stata una bella intuizione. I tempi sono cambiati, quello che io ho fatto va portato avanti avendo delle possibilità meravigliose, che sono questi mezzi, per esempio, questi mezzi che io faccio fatica a utilizzare, ma che sono di un'importanza estrema. Quindi la cultura, l'arte, la natura possono aiutare l'umanità, ve lo dico Salverà io. il mondo. Io devo ringraziare Franca Coin, perché grazie a lei si sono riuscita a portare 250 persone a visitare questi musei veneziani, che devo dire veramente grazie. I giardini reali, me lo ricordo, sai. I giardini reali, dove questi ragazzi diversamente agili, come li chiama la Mirella, certo, si sono comportati in una maniera incredibilmente, per qualcuno, corretta. Forse perché non riescono a capire che sto parlando di persone e basta, che si muovono in maniera diversa, e soprattutto hanno potuto ammirare la bellezza che questo paese, che questo straordinario territorio ha la fortuna di avere. Che ci salva, Mirella, bisogna comunicarlo. Portali a vedere i giardini adesso, ti prego, mettiti d'accordo. Io, se posso, ti aiuto per quello che posso fare, ma portali a vedere i giardini, perché sono un momento straordinario. Allora io la chiamerò felice in privato, dottoressa Coin, perché
Devo raccontarle cosa è successo, ma glielo dico in privato perché è giusto anche che lei sappia, perché vede, il problema è che nonostante siamo nel 2025, che abbiamo i corridoi spaziali, che ci divertiamo, che i grandi della Terra si divertono a giocare alla guerra, perché questo è quello che fanno, chi lancia più missili, chi è più forte. Ecco, mi sembra di tornare bambina quando si giocava coi soldatini, invece questi non hanno capito proprio niente, ecco che anche per loro finirà, e la nostra fortuna è che ci sarà un mondo di giovani che riprenderanno in mano questo meraviglioso mondo che ha un unico cielo, non è che il cielo sia diviso a pezzi, è un unico cielo, e questo sono convinta che questi giovani ce la faranno, lo dicono loro quando li invito. Pubblicità. Io passerei la parola anche a Vincenzo Allegra, questo bellissimo paese, queste personalità. Vincenzo Allegra, che anche lei con la ristorazione riesce veramente ad accogliere, poi quando vanno nei loro paesi si ritrovano a parlare, dicono ma come ho mangiato in Italia, non ho mangiato da nessuna parte, la cucina francese, Vincenzo cosa ci racconti? Siamo noi numeri uno, moda, cibo, ecco, servizi, perché è vero, cioè è inutile che me la raccontino, bisogna girare per dire cosa ne pensi Vincenzo Allegra di quello che dico? Siamo i numeri uno, sì o no, anche come creatività? Diciamo, siamo uno dei primi paesi per ricettività, la maggior parte delle persone che vengono, al primo posto vi è l'arte e al secondo posto c'è l'elemento enogastronomico, quindi diciamo che siamo un paese estremamente attrattivo e sono padovano e negli ultimi anni Padova ha fatto un exploit ricettivo proprio di stranieri, ne stiamo godendo di ottimi benefici sotto questo aspetto. Ma mi lasci dire una cosa, volevo dire proprio che servono più persone come Franca Coin in tutti i settori, perché l'entusiasmo con cui ci hai raccontato quello che fanno con la Venice Foundation dovrebbe essere l'entusiasmo che dovrebbero avere tutti i dirigenti di ogni settore. Se si avesse questo entusiasmo che ha questa grandissima signora, probabilmente le cose andrebbero molto meglio per molte cose. Poi per quanto riguarda la situazione, ho detto siamo contenti perché sotto l'aspetto proprio ricettivo del turismo stiamo avendo un grandissimo boom ed è una clientela che ha proprio il piacere di venire, assaggiare, sedersi e mangiare nei nostri locali. Però ascoltiamo anche una situazione un po' paradossale, nel senso che sì, è vero, si viene per mangiare nelle nostre attività, però ci stiamo accorgendo sempre di più che a volte è un mangiare un po' veloce, si cercano magari qualcosa di un po' più veloce rispetto magari alla cucina seduta in un ristorante, lo si vede anche proprio nei centri storici. Ma insomma, non demordiamo, non stiamo a guardare sempre nero dappertutto, siamo sempre stati sul pezzo come ristoratori, come attività ristorative, abbiamo la voglia di continuare, anche perché il settore dell'accoglienza è un settore difficile, perché si ha a che fare con tantissime persone. Facciamo anche un po' da psicologi, perché molto spesso ci troviamo a parlare, a discutere con i nostri clienti che poi diventano amici, e quindi insomma veramente è un lavoro stressante, perché porta via ci porta via molte ore. Siamo uno di quei settori dove mentre la gente solitamente fa festa, noi stiamo lavorando, ma lo facciamo veramente con grande soddisfazione. Quando prima dicevi i giovani è vero, stanno tornando nel nostro settore, però vi è anche questa volontà di non impegnare completamente la propria vita nel lavoro, ed è anche, credo, giusto dover pensare che non possiamo semplicemente lavorare come muli. Una volta il Veneto era inteso come uomo che finisce a lavorare, torna a casa, si mette a fare l'orto, sempre dietro a fare qualcosa. E invece vi è adesso anche una consapevolezza che oltre a un giusto momento di lavoro ci deve essere per contro anche un giusto momento di svago, di piacere, di stare e di vivere la propria famiglia, i propri cari, i propri affetti. Tant'è vero che molte attività ci si è accorti che magari chiudono qualche giorno in più, non fanno più il pranzo, fanno solo la sera,
aprono magari solamente nei giorni più importanti, che magari può essere il giovedì, venerdì, sabato, la domenica. Insomma, vi è questa tendenza un po' a voler godersi anche un pochino dei frutti del proprio lavoro, non passarlo semplicemente dentro quattro mura tutti quanti i giorni. Allora, guardiamo anche la locandina, Vincenzo, che hai mandato, questo evento Cena sotto le stelle, per far capire l'importanza anche di queste cene, di questa socializzazione. Cosa sarà? Prego, Vincenzo. Questo è un evento che organizziamo proprio come Appe, viene fatto domenica prossima, che è il 29 giugno, viene fatto in una location che è straordinaria, perché proprio per quanto riguarda la bellezza siamo sotto il Palazzo della Zona, in Piazza delle Erbe, una delle piazze più belle che abbiamo a Padova, che abbiamo in Italia, che abbiamo nel mondo, perché diciamo, come diceva Mirella, abbiamo punti straordinari in ogni luogo. In Italia ovunque tu ti giri c'è bellezza. E Piazza delle Erbe è un teatro straordinario per un evento così bello. Era 20 anni che non si portava una cena sotto le stelle nel cuore della città, e siamo riusciti a portarla grazie all'aiuto di tanti sponsor, grazie all'aiuto del Comune di Padova, che ci ha dato la possibilità proprio di poterla sviluppare. È una cena importante perché, oltre a essere un evento per i padovani, è un evento che poi serve per ricordare che da 80 anni Appe svolge sul territorio della provincia di Padova il proprio servizio a favore di tutte quante le attività. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, facciamo una bella cena per ringraziare innanzitutto i clienti, tutti i clienti amici che in questi 80 anni hanno dato e hanno fatto crescere la ristorazione italiana, e poi per ringraziare tutte quelle attività, quegli imprenditori, i camerieri, e tutto l'apparato lavorativo che lavora all'interno e gira all'interno della propria attività, come tutti i nostri fornitori, che aiutano queste attività a crescere ogni giorno e a dare accoglienza. Veramente accoglienza è un momento di svago alle persone, perché quando si esce non si esce semplicemente solo per mangiare, è vero, si mangia, si esce, si va in locale per avere buona cucina, ma la buona cucina è un contorno a volte della convivialità che si può avere all'interno di un ristorante. Un pasto fast è un pasto che solitamente si consuma in pochi minuti, invece quello che viene fatto all'interno del ristorante è fermarsi, parlare, stare in compagnia e condividere un buon pasto, un buon vino, raccontandosi le proprie esperienze con i propri amici. Quindi 1, 2, 3 ore, a volte 4, a volte si passa la notte a discutere, quindi veramente diventano luoghi di aggregazione, che spesso, forse a causa di questi telefonini, di social, viene perso. Invece ci si riunisce, poi si lascia il telefono sul tavolo, a volte, ma cerchiamo sempre di nostri clienti, togliamolo dal tavolo, stiamo qua insieme, chiacchieriamo, raccontiamoci la nostra giornata, raccontiamoci la nostra vita e condividiamo. E come giusto che sia, dietro ci mettiamo un buon piatto, a fianco ci mettiamo un buon vino, e poi insomma ci si diverte e ci sta insieme. Bravo Francesco, abbiamo bisogno di socializzare, non c'è niente da fare, e attorno veramente a un buon cibo, un bel bicchiere di vino si socializza ancora meglio, vero avvocato Sartoretto? Allora rispondi, grazie Francesco Allegra, veramente grazie per quello che hai detto, ti ringrazio. Allora rispondiamo anche, Livio, come mai se la prendono con i sindacati e non coi politici? Le persone veramente che non è che abbiano questi stipendi o queste pensioni grandissime, cos'è l'avversità che hanno verso il mondo del sindacato più che verso il politico, che veramente è un'altra storia? Ma forse perché da qualche anno anche il sindacato ha perso quella che è l'aderenza ai veri problemi che affliggono i lavoratori. E forse hanno fatto battaglie di principio molto teoriche, importanti, ma che però si sono discostate da quello che è l'immediato, l'esigenza immediata di chi lavora, e non hanno saputo intessere un dialogo costruttivo con la classe operaia. E quindi
è un po' la colpa che ha avuto in tanti anni la sinistra, che si è staccata da quello che era, da quelli che sono gli argomenti, i discorsi che tradizionalmente sono stati sempre portati avanti dalla sinistra, e questo probabilmente è un malessere in cui è in corso anche il sindacato, e quindi la difficoltà di parlare il linguaggio che è compreso dal mondo del lavoro. Io ringrazio l'avvocato Sebastiano Sartoretto, consigliere provinciale a Treviso e anche consigliere comunale a Castelfranco Veneto, che non sbagliamo anche al comune, vero Sartoretto? Grazie veramente a Franca Coin di essere stata con noi, grazie Franca veramente, come ha detto Allegra, se non ci fosse dovremmo inventare questa donna che è anche una mecenate veramente importante. Io veramente grazie Franca Coin, e saluto anche Vincenzo Allegra, vicepresidente APE. Grazie di essere state con noi. Pubblicità. E saluto veramente altri 3 graditissimi ospiti. Abbiamo collegato il professor Gino Gerosa. Grazie veramente professor Gerosa di essere ritornato a Sveglia Veneti per capire l'importanza di quello che diremo questa mattina, che riguarda la donazione di questi organi fondamentali che poi grazie a queste mani meravigliose riescono a far rivivere le persone. Grazie veramente professor Gerosa. Saluto anche Antonio Fantin, delegato provinciale CIP per quanto riguarda il tiro a segno. Qui bisogna andare a segno, Fantin, non c'è niente da fare. Il professor Gerosa per quanto riguarda i suoi interventi non deve sbagliare centro, no. E soprattutto anche lei cosa ci racconterà. Allora professor Gerosa, l'ho invitata perché vorrei capire, con tutta la fatica che noi facciamo per cercare di avere degli organi, queste donazioni, e poi vediamo che molti grandi della terra schiacciano il bottone, saltano per aria, ospedali, civili. Lei che fa tanta fatica per far vivere le persone, non per farle morire, per farle dare la speranza di ritornare a vivere. Come vede questa situazione? Cosa c'è nella mente dell'uomo, un uomo malato, un uomo che non riesce a capire l'importanza della vita? Forse dovrebbero accompagnarla nei suoi interventi, professor Gerosa, forse capirebbero di più qualcosa. Prego professore. Buongiorno, ma intanto una premessa, già i latini homo hominid lupus ce lo dicono bene che l'animo dell'uomo non è proprio, come dire, programmato per il bene comune, però l'educazione, la cultura ci permettono di trasformare quest'uomo in un uomo migliore, almeno questo è quello che potrei sperare. Per quanto riguarda le considerazioni che faceva, certo che per chi lavora tutti i giorni per salvare vite umane, vedere dissipare risorse enormi per semplicemente uccidere altre persone o danneggiare altre persone chiaramente è estremamente deludente. Quindi è chiaro che sono assolutamente contrario a questo, ma detto questo credo che forse sarebbe importante che la gente cominciasse a frequentare fin da ragazzini gli ospedali, in modo tale che possiamo educare le persone a comprendere cosa vuol dire la sofferenza e cosa vuol dire curare le sofferenze. Credo che se cominciassimo ad educare fin da piccoli le nostre future donne e uomini, avremo forse delle generazioni migliori quando comprendono cosa voglia dire la sofferenza. Allora, professor Gerosa, io e lei siamo sempre in sintonia. Prima con l'intelligenza artificiale, quella volta che mi ha detto ma lei ha letto il mio trattato, perché ho detto alla fine c'è sempre l'uomo che manovra. E dopo perché io quasi anche dall'anno scorso ho cercato di interloquire con i direttori generali nel dire aprite gli ospedali ai studenti, ma non a quelli grandi, a quelli piccoli. Avete queste sale enormi dove potete fare un'informazione incredibile, dove c'è all'interno dell'ospedale un mondo del volontariato che loro non conoscono, dove possono toccare e respirare con mano l'aria che non è l'aria che respirano tutti i giorni, è un'aria di disperazione,
passione, ma poi c'è anche un'aria veramente di speranza, e quello sono i valori della vita. Sa che fatica faccio, professor Gerosa? Ma vengono già, ma facciamo già, ma io non li vedo, dico scusate, ma io non li vedo. Ecco, io sono della sua idea, dobbiamo iniziare a cambiare cultura anche nel modo di porci ai nostri ragazzi. Già ne abbiamo pochi, cerchiamo di curare bene questi bambini facendoli toccare come hanno il valore della vita. Cosa dice, professore? Ho sbagliato io? C'è qualcuno che non mi ascolta? Credo che ci sia qualcuno che non l'ascolta, perché d'altra parte vale il mio mantra che si può sempre fare meglio. Quindi quando sento dire ma già facciamo abbastanza, io ripeto sempre si può sempre fare meglio. E quindi alla luce e in linea con quanto ha detto, credo che sia estremamente importante che la società civile si metta a confronto con quello che accade all'interno dell'ospedale, perché questo migliorerebbe, credo, anche di molto il rapporto medico e futuro paziente. Il fatto di conoscere i meccanismi all'interno dell'ospedale, di avere fiducia nei confronti della sanità e di restituire quella dignità economica ma soprattutto sociale alla figura dei professionisti della medicina, che siano medici, infermieri, tecnici. Allora, io ringrazio anche Antonio Fantin, delegato CIP. Non a caso la Mirella cerca di avere degli ospiti che capiscono cosa vuol dire le fragilità, dare a loro un altro stimolo, far capire che la vita può ricominciare grazie anche allo sport, anche se hai avuto delle patologie o dei problemi veramente importanti nel tuo percorso di vita. Ecco, possibile non riusciamo a capire l'importanza dello sport e ancora dividiamo anche lo sport? Ecco, abbiamo parlato prima giovani e meno giovani, e soprattutto parlare di sport. Parliamo ancora di Paralimpiadi, Fantin. Nel 2025 ancora continuiamo a avere medaglie diverse, costi diversi, i giochi invernali preclusi a questi ragazzi perché non c'è spazio per loro. Questo abbiamo sentito, dopo tutti i milioni che hanno speso questi ragazzi che hanno precluso la possibilità di fare questi sport invernali. Prego, Fantin. La ringrazio per l'occasione e per l'invito. Sì, è vero, purtroppo sono stati fatti passi da gigante per quanto riguarda l'inclusione, il riconoscimento per gli atleti sportivi, atleti paralimpici, come ha detto. Sono d'accordo con lei sul fatto che questa divisione, seppur c'è stato un notevole avvicinamento, è ancora visibile, tangibile. Comunque si sta lavorando, ci sono persone che stanno lavorando per cercare di abbattere quelle barriere, diciamo, che non sono architettoniche ma mentali, gestionali, che limitano ancora questa completa unione. L'importanza dello sport per le persone con disabilità diverse è un principio fondamentale che il CIP, essendo stato riconosciuto nel 2017 come ente pubblico, ha fatto suo queste linee di programma, cioè divulgare, incentivare, a raggiungere il più possibile quelle persone che con diverse disabilità sono ancora chiusi in casa oppure sono messi un po' al margine, e qui dobbiamo fare anche un inciso che anche la famiglia ha la sua importanza perché dobbiamo capire che al giorno d'oggi con le tecniche, con tutte quante le nuove mezzi che ci sono messi a disposizione, che sono ancora pochi rispetto alla persona con disabilità, ma però può permettere alla persona con disabilità di avere una vita autonoma, di scegliere lui cosa vuole fare, non che la famiglia o qualcun altro per lui vada ad indicare: tu ma fai questo, ma fai quello, mettiti la maglietta bianca, no. Dobbiamo considerare, partendo già dalla famiglia, l'aspetto di autosufficienza. Allora, non dobbiamo sparare nel mucchio, come si è detto anche prima,
però noi abbiamo ancora questi genitori che tengono nascosti i figli e non è possibile continuare, perché loro non possono difendersi, poi qualcuno li deve difendere, certo. E dobbiamo essere noi del mondo del volontariato a riuscire a rompere questa omertà che c'è in certe famiglie, ecco, che si nascondano dietro la privacy, oppure che ti dicono volete strumentalizzare mio figlio perché viene ripreso dalle telecamere in un momento magari di gioia, di svago e di sport. Abbiamo Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno a tutti. E volevo dire, avevo telefonato che si parlava prima, no? E adesso ecco, provo a sta il referendum. Volevo parlare come si chiama? Del referendum sugli infortuni e morti sul lavoro. E adesso che insomma non si sta vinto il referendum, voglio sapere cosa pensa di fare il sindacato su le morti, infortuni di lavoro e gli appalti, dove praticamente i datori di lavoro principali, quello che è, non risponde se succede qualcosa. E come diceva il professore, d'aiuto che si dà a persona sofferente, il paziente sofferente fa soffrire anche chi aiuta, per cui le famiglie degli infortunati sul lavoro, è giusto che è vergognoso avere una legge che permette di dare appalti anche se non si è dopo in grado, si spera sempre di no, che non succeda, comunque che dopo non si è in grado di dare aiuto. Grazie Paola, molto chiaro, mi dispiace, ormai il sindacato è andato via, ma ti aveva risposto l'avvocato prima Sebastiano Sartoretto per quanto riguarda il sindacato e il lavoro e le morti nel lavoro, però lo riprenderemo di sicuro. Paola, ti ringrazio. Allora saluto anche un altro ospite, Luca Grosso, presidente associazione Non Voglio la Luna, si occupa sempre anche lui di fragilità. Grazie Grosso di essere qui. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie. Andiamo a vedere invece quello che fa il grande professor Gerosa, che grazie a lui veramente molte persone, l'abbiamo avuto anche ospite, questo uomo trapiantato che dice che il professor Gerosa è suo fratello, ecco, lo tratta come un amico, ecco, come una persona. Forse l'umiltà è quella che vince su tutto, sapere che sei un grande ma che sei una persona umile, vicina alle fragilità, penso sia il più bel riconoscimento che possiamo dare al professor Gerosa. Andiamo a vedere allora questo aspiratore a cuore battente. Rivoluzione cardiochirurgica, l'ennesima, che arriva dall'equipe dell'azienda ospedale Università di Padova, che vanta numeri da record: 47 trapianti nel 2024, 7.500 prestazioni ambulatoriali, stavolta nel trattamento di quella che si chiama endocardite infettiva in pazienti inoperabili. È stato effettuato infatti il primo intervento al mondo nell'aorta ascendente a cuore battente, senza cioè fermare mai il cuore e senza l'utilizzo di circolazione extracorporea, con una incisione di soli 4 centimetri. I pazienti, specie in Italia, sono sempre più anziani, quindi servono strade alternative alle operazioni chirurgiche complesse. L'età si sta alzando, siamo forse al terzo o quarto posto come popolazione più anziana al mondo, e quindi dobbiamo farci carico di identificare nuove strategie terapeutiche per i pazienti, i grandi anziani così definiti, per ridurre l'invasività dell'intervento stesso, per garantire quindi una miglior ripresa dopo l'intervento e una miglior qualità di vita. L'intervento è stato eseguito su un paziente maschio di 81 anni, già sottoposto a sostituzione valvolare aortica e con molti fattori di rischio. A livello internazionale, ma soprattutto italiano, la nuova frontiera è affrontare l'età media molto più alta dei donatori. L'Italia è ai primi posti per il numero di donatori rispetto agli altri paesi europei, ma il profilo clinico del donatore
donatore si è modificato in maniera sostanziale e significativa. Siamo passati dai 18 anni di età media dei donatori ai tempi di Vincenzo Gallucci a più di 60 anni, 65 anni, che è l'età media dei donatori di oggi. E se questo non impatta negativamente rene, fegato, polmone, impatta negativamente il cuore. Quindi dobbiamo trovare altre strategie terapeutiche, pensiamo ai VADI, sistemi di assistenza meccanica al circolo, pensiamo al cuore artificiale. C'è ancora molto da fare. Tornando al paziente in questione, l'intervento tradizionale era ad altissimo rischio e invece il paziente ha avuto un ricovero in terapia intensiva di soli 5 giorni con un completo recupero neurologico. Adesso sta facendo riabilitazione. Allora, professor Gerosa, intanto anche Fantini rimane stupito nel sentire queste degenze, operazioni incredibili, 5 giorni di decenza, ma soprattutto l'età. Ma cos'è? Ecco, questi fisici, diciamo, di una volta, perché sono ottantenni anche delle volte che proprio riescono a superare degli interventi incredibili, ma cos'è dovuto? Questa forza della natura che sono i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, proprio con un stile di vita che hanno fatto molto povero, perché hanno mangiato pochissimo, hanno lavorato tantissimo, ma però arrivano ai 100 anni e forse anche subiscono degli interventi proprio in maniera incredibilmente veloce come guarigione. Prego, professor Gerosa. Allora, come dicevo, siamo tra i primi paesi, terzo, quarto posto, come paese con un maggior numero di pazienti di età superiore ai 65 anni, di soggetti superiori ai 65 anni, quindi siamo una popolazione, tra virgolette, anziana, come popolazione generale italiana. Ci confrontiamo con la Cina, con la Corea, con la Grecia, il Portogallo, che sono tra le popolazioni più anziane, i paesi con le popolazioni più anziane. Bene, la medicina e la chirurgia hanno fatto passi da gigante, la tecnologia ci mette a disposizione tutta una serie di device e di strumenti che permettono di ridurre in maniera significativa l'invasività dell'intervento chirurgico. Quindi l'essere meno invasivi ci permette quindi di operare pazienti anziani, restituendoli poi a una vita di relazione in maniera più veloce, da qui i tempi di degenza che sono ridotti. Certo che quando operiamo un grande anziano, in genere non lo operiamo per allungargli ulteriormente la vita. Sappiamo che l'attesa di vita è intorno agli 83 anni in Italia. Lo operiamo per migliorare la qualità di vita, perché noi non vogliamo aggiungere, come diceva giustamente il premio Nobel Rita Levi Montalcini, non vogliamo aggiungere anni alla vita, ma vogliamo aggiungere vita agli anni, cioè restituire qualità di vita se facciamo questo tipo di intervento. E questo è il motore principale che ci muove, quindi migliorare la qualità di vita del paziente anziano, perché non possiamo pensare di operarlo per allungargli la vita a uno che già ha superato molte volte l'attesa di vita media di una popolazione. Professor Gerosa, grazie anche alla grande tecnologia, dobbiamo dirle, siete riusciti a fare questi meravigliosi interventi. Cosa ci riserverà il futuro? So che è una domanda un po' con un'incognita, però cosa ci può dire questa speranza di ritrovare, anche se non c'è il donatore, questo cuore artificiale? Come siamo messi, professore? Allora, scottomizzerei il problema in due momenti. Uno, parlando di salute in termini generali. Parlando in termini di salute generalisticamente, direi che quello che mi aspetto è che la prevenzione e lo sviluppo di nuovi farmaci, di nuove terapie permetterà di ridurre l'incidenza di molte malattie, e questo naturalmente vuol dire che i pazienti arriveranno ad un'età più avanzata senza soffrire di quelle malattie di cui soffriamo oggi. Quindi prevenzione e nuovi farmaci giocheranno un ruolo importantissimo. Per quanto riguarda invece il tema specifico che ha toccato alla fine della sua domanda, che è quello dello scompenso cardiaco terminale, bene, la buona notizia è che fortunatamente l'età del donatore si è alzata, quindi i donatori più giovani, grazie alla legge sul casco, sono sostanzialmente spariti. Cioè, cos'è sparita? È sparita la morte cerebrale post-traumatica, ad esempio grazie alla legge sul casco, per cui sono spariti quelli che erano i classici donatori d'organi, ragazzi giovani che avevano uno stupido incidente motociclistico, battevano la testa sul selciato e andavano incontro a morte cerebrale. Questi, ripeto, fortunatamente sono sostanzialmente azzerati, e quindi i donatori che abbiamo a disposizione oggi sono donatori molto più anziani. Prima nel filmato si sentiva l'età media che è salita oltre i 60 anni. Naturalmente noi possiamo avere organi di questi donatori che possono essere impiegati nel caso di patologie renali, epatiche o polmonari, quindi non impattano negativamente organi quali rene, fegato, polmoni, ma impattano negativamente il cuore. Quindi abbiamo, nonostante
l'Italia sia ai primi posti come donatori per milioni di abitanti, anche se si può far meglio, perché un dato che è emerso recentemente è il fatto che c'è la possibilità di poter esprimere la propria volontà di donazione nel momento in cui si va in comune a rinnovare la carta d'identità. Purtroppo abbiamo raggiunto quasi un 40% di risposte negative tra i soggetti che vanno a rinnovare la propria carta d'identità sul fatto di accettare di essere donatori, e questo tra l'altro si vede nelle due fasce di età, e questo è interessante, tra i più giovani e tra i più anziani, quindi ci sono diverse spiegazioni tipo sociologico, psicologico che possa giustificare questo, ma non essendoci cuori a disposizione dobbiamo identificare, come giustamente diceva, altre soluzioni che potremo poi analizzare nel proseguo della conversazione. Grazie professore. Abbiamo Paola da Padova. Vai Paola. Sì, ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi magnifici ospiti. Ti chiedo una cortesia, sarò brevissima, però se per cortesia quando ho fatto la domanda al professore mi lasci aperta la linea così posso eventualmente interloquire col professore. Professore, io le ho fatto la stessa domanda alla precedente sua ospitata in questa trasmissione, cioè le ho detto professore lei è inutile e non è piaggeria che io mi inchino alla sua professione e alla sua umanità, però le ho detto che al pronto soccorso non solo di Padova ma in tutte le grandi città non c'è un cardiologo, può esserci come eventualità perché in quel caso ma né è fisso né viene chiamato. Le ho raccontato la mia tristissima, dolorosissima esperienza perché ha colto di sorpresa, oltre al dolore immenso che mi ha dato, persona sessantenne, si è sentito male davanti all'ospedale, portato dentro appunto al pronto soccorso, hanno fatto sì delle manovre, l'esame del potassio eccetera, ma non è stato chiamato un cardiologo. Conclusione, dopo un'ora e mezza di pronto soccorso la persona è morta. Allora io le ho detto questa cosa, lei ha detto è impossibile, viene sempre chiamato un cardiologo, anzi viene attaccato eventualmente alla macchina cuore e polmone. Allora, avete il mio numero di telefono, io purtroppo, dico purtroppo, ho la cartella clinica, gliela faccio vedere, gliela porto, perché questa cosa non deve esistere, visto adesso mio marito è morto e non c'è più nulla da fare, ma io sto facendo questa battaglia per tutti, perché non è possibile che non venga chiamato un cardiologo, non dico che sia lì presenza H24, ma che non sia automatico quando c'è una problematica cardiaca che venga lasciato quello che fanno o che non fanno a un magari specialista di ortopedia, un dermatologo, perché così è nei pronti soccorsi. Ecco, io le faccio, so che non è il suo settore perché è la cardiochirurgia, che ripeto tanto di cappello e mi inchino, però visto che lei si fa tanto lotta per il cuore artificiale, per qui per lì, e quando sessantenni vengono lasciati morire con questo, non è che se magari arrivava il cardiologo poteva vivere, nelle mani di Dio la risposta, però sicuramente si tenta perché è assolutamente assurdo. Io poi la cartella clinica l'ho fatta vedere. Ce l'hai detto Paola, andiamo avanti perché sennò ripeti quello che hai già detto e devo anche avere la linea. Prego professore. Allora, intanto esprimo le mie condoglianze per la perdita del marito, però le riconfermo che in qualsiasi ospedale la figura di un cardiologo è costantemente presente, perché in tutti gli ospedali c'è un reparto di cardiologia e quindi non è solamente la figura del cardiologo, qualsiasi figura specialistica necessaria a trattare la patologia che presenta in quel momento, al momento dell'accesso in pronto soccorso, il paziente che è sotto osservazione. Quindi sono veramente sorpreso nel sentir dire che non è stato chiamato il cardiologo perché non c'è il cardiologo. Il cardiologo c'è all'interno dell'ospedale e se il pronto soccorso ha bisogno di una valutazione cardiologica, il paziente viene sicuramente riferito al cardiologo presente all'interno dell'ospedale. Però non conosco il caso in specie, quindi faccio dovute distinzioni, precisazioni,
ma non è ipotizzabile che nel caso ci fosse stata una problematica di tipo cardiologico, lo specialista cardiologo non sia stato chiamato in pronto soccorso è tecnicamente impossibile questa cosa che possa accadere. Allora, visto che abbiamo sentito le due parti, eventualmente Paola, se c'è qualcosa deve recarti, ecco, dove ci sono gli organi competenti, perché qui non possiamo fare, ecco, questa trasmissione su quello che hai detto, però hai sentito quello che ha detto anche il professor Gerosa, eventualmente ci sono anche i diritti dell'ammalato, ci sono degli organi preposti, cerca di approfondire e vedere cosa è successo. Detto questo, io saluto veramente, ecco, questo Luca Grosso che si occupa di fragilità, non voglio la luna. Ecco, e cosa dice Luca Grosso, cosa dice Presidente di queste fragilità, che siamo ancora molto lontani da far valere i loro diritti, perché non ci siamo ancora, l'abbiamo detto ancora prima, cosa è successo anche nel mondo dello sport, questi grandi avvenimenti sportivi che sono preclusi perché non c'è spazio, non c'è tempo. Prego, Presidente Grosso. Ma guardi, io credo che la volontà di fare le cose nasce da noi internamente, soprattutto dalle persone che hanno, diciamo, i fili da dover muovere, quindi di conseguenza c'è la possibilità per tutti di fare tutto. Chiaramente ognuno con i propri tempi, con le proprie possibilità e con i propri modi. Chiaro, bisogna accettare che chi ha delle fragilità non potrà mai fare un salto alto 2 metri, ma però comunque potrà fare tante altre attività sportive per stare in gioco insieme con gli altri. Allora spieghiamo anche chi è appunto Luca Grosso e cos'è questa associazione Non Voglio la Luna. Prego, Presidente. Ma guardi, noi allora ci occupiamo nel prossimo anno facciamo 30 anni di attività, noi siamo nel territorio di Paese e ci occupiamo di disabilità. Negli anni, nel 2005 abbiamo tramite il comune di Paese abbiamo aperto il centro Amica Luna, che oggi ospita 24 ragazzi gravissimi, centro diurno. E poi abbiamo un appartamento che sempre ci ha dato il comune tramite il giudice, che è stato requisito alla mafia ed è a Postioma, e lì invece facciamo un percorso con ragazzi con disabilità non grave, quindi diciamo autosufficienti, e abbiamo questa possibilità quindi di ospitare questi ragazzi per fare della formazione per un indomani cominciare a fare un'attività diciamo di co-housing insieme con altri ragazzi. Diciamo che il nostro appartamento viene più sfruttato per un discorso scuola, chiamiamolo, quindi i ragazzi partecipano, chi non ha mai partecipato, anzi ben volentieri, se qualcuno si vuole unire c'è sempre disponibilità, quindi facciamo questo appartamento quindi dove ci sono almeno 4 ospiti e all'interno questo appartamento è completamente attrezzato e dovrei dire anche molto bello, almeno a me piace molto perché l'abbiamo fatto proprio a livello di casa. Poteva mandarci un video però, Presidente, che vedevamo anche noi quello che avete fatto. Io vi invito sempre, però i video siete molto restii. Non sono riuscito a mandarvi non buono. Grazie Presidente, devo correre perché il tempo è tiranno. Andiamo a vedere il video invece che ha portato Fantin, questo tiro a segno paralimpico, ancora con questo nome, ma lo devo usare ancora, non c'è niente da fare, speriamo in bene, ecco, che qualcuno riesca ad ascoltare quello che diciamo. Andiamo a vedere il video. Il tiro a segno è stato inserito per la prima volta nel programma delle Paralimpiadi ai Giochi di Toronto 1976. Gli atleti usano pistole o carabine per colpire un bersaglio fisso nella posizione in piedi o sdraiata. Il bersaglio è posto alla distanza di 10, 25 o 50 metri, a seconda della specialità. Gli atleti, in base alla loro disabilità, possono utilizzare un equipaggiamento speciale, quale un tavolino da tiro, sedie o carrozzine. Il bersaglio è composto da 10 cerchi concentrici con i punteggi che decrescono verso l'esterno fino al centro, che vale 10 punti. Nelle gare di carabine e in tutte le finali, il risultato è calcolato con un punteggio decimale. Il centro perfetto vale 10,9 punti. Nelle gare di carabina ad aria compressa, il centro è largo solo mezzo millimetro, quanto la misura di un puntino stampato su una pagina. Colpirlo richiede un'estrema precisione. Il tiro è riservato solo ad atleti con disabilità fisica.
Ci sono 3 classi sportive: pistola SH1, carabina SH1 e SH2. Nelle classi SH1 gli atleti possono reggere il peso dell'arma da soli con l'uso delle braccia. Nella pistola SH1 gli atleti possono avere disabilità a un solo braccio e o agli arti inferiori. Nella specialità di carabina SH1 gli atleti presentano disabilità solo agli arti inferiori. Nella categoria SH2 possono gareggiare solo con la carabina coloro che presentano una disabilità a uno o più arti, e ciò richiede l'uso di un supporto. Questo sostegno è dotato di una molla. L'abilità dell'atleta sta nel controllare il movimento della carabina che poggia sul supporto. Nelle gare gli atleti sparano un numero definito di colpi entro un tempo massimo prestabilito. Questo varia a seconda della specialità. Ad esempio, nella carabina a terra 50 metri SH1 si sparano 60 colpi in 50 minuti. I migliori 8 atleti si qualificano alla finale. La maggior parte delle gare consiste in 2 sessioni, la gara di qualificazione e le finali. Durante la finale vengono man mano eliminati gli atleti con il punteggio più basso. Dopo il 12° colpo vengono eliminati i finalisti fino ad assegnare la medaglia d'oro e la medaglia d'argento in un avvincente confronto finale. Si tratta di una disciplina che richiede un incredibile livello di precisione, coordinazione, equilibrio e controllo. Allora, sentiamo anche cosa ci dice Antonio Fantin, delegato CIP, questi giovani. Vedo anche molte figure femminili, molte ragazze. Sì. Cos'è che attira, che intriga questo tiro a segno? Diciamo che la parte femminile è molto attratta, specialmente dalla carabina. Carabina? Sì, ma sono 2 sport, comunque 2 discipline, la carabina e la pistola, aperte a tutti, per cui come abbiamo visto dal filmato, qualsiasi disabilità può cementarsi sul tiro a segno. Il tiro a segno è una disciplina difficile in quanto è molto introspettiva, ma che ti fa capire, ti fa gestire i tuoi problemi, le tue difficoltà, le tue ansie, perché come abbiamo visto, il principio principale qual è? Quello di fare centro, di essere perfetti. E per cui lì bisogna essere modesti, non aggrapparsi ad alibi che possono giustificare la negatività del gesto, ma la negatività del gesto, oppure anche la positività, deve essere gestita, elaborata, capita e lavorare su quello per migliorare oppure dare una continuazione a questo. Può sembrare strano in questo momento parlare di tiro a segno, pistole, armi, eccetera. Bisogna sfatare anche certi falsi pregiudizi. Il tiro a segno è uno sport che ha il più basso indice di pericolosità. Perché questo? Perché al tiratore che si approccia non viene insegnato solo la tecnica del tiro, ma bensì anche tutta la legislatura sul tiro. Una conoscenza di cosa vuol dire il pericolo di gestire un attrezzo che può nuocere se usato male. Comunque noi consideriamo sempre l'aspetto sportivo del gesto sportivo, che ci può dare grandi insegnamenti di autocontrollo, e anche in questi momenti il giovane, per i giovani, il rispetto delle regole anche. Rispetto delle regole, perché siamo scanditi proprio da regole, da tempistiche. Esatto. Può essere rigettato sulla vita quotidiana, sulla quotidianità, appunto per sapere gestire e comunicare con gli altri eventuali difficoltà che il giovane può avere, il parlare, il confrontarci, eccetera. Questo noi atleti lo facciamo. Io dico noi atleti perché io sono ancora un atleta del tiro a segno. Come ha detto lei, adesso c'è la categoria dei disabilità, ma io sono anche un diversamente giovane, però lo sport del tiro a segno permette l'attività agonistica anche dentro certi ambiti,
a persone con vita molto lunga. Senta Fantini, si può ancora parlare di sport minori? Perché io sono inorridita quando sento questa parola, questa etichetta. Cosa vuol dire sport minore? Perché il calcio è un sport numero 1? Perché il basket, perché il rugby, e gli altri sport cosa sono? Io ho veramente un uomo che sta cercando di lottare per avere un campo dove lui pratica il baseball, e non c'è verso che trovi questo campo dove allenare questi ragazzi, queste ragazze. Guardate che è veramente scandalosa questa cosa che vi racconto, perché lo sport dovrebbe essere sport, ognuno fa le proprie scelte, anche perché abbiamo visto cosa si è celato e si cela dentro il mondo del calcio, certo, di questo sport così tanto. D'altra parte i numeri li ha, è fortunato lui che ha questi numeri, però bisogna vedere numeri e numeri. Ecco, cosa dice? Cosa vuol dire essere sport minori? Che è una cosa bella, sì, perché siamo stati catalogati sport minori in quanto la forza maggiore è dettata appunto da quelle discipline che lei ha appena nominato. Qui bisogna aprire un'altra parentesi, che purtroppo il business che viene applicato su certi sport che hanno molta visibilità, quello purtroppo va a condizionare. Compresi gli sponsor? Sì. Allora, vedi gli sponsor. Vedi gli sponsor dove vanno a parare, perché la visibilità, come comunque, ha detto lei. Devo fare, scusami se la interrompo, dobbiamo rendere merito a diciamo che la visibilità è aumentata moltissimo per lo sport paralimpico e per gli sport minori, grazie a Dio. Grazie a Dio. E grazie anche a delle reti e a delle persone lungimiranti che hanno capito la questione. Finalmente 2025 è entrata nella Costituzione lo sport nel 2024. Cioè, Fantini, ne parliamo? Ne parliamo un po'. No, è meglio che andiamo a vedere questa meraviglia di Artigiano del Cuore col professor Gerosa e poi commentiamo. È un premio della comunità e soprattutto per uno che fa il chirurgo, che è di base un artigiano, essere riconosciuto dagli altri artigiani come un loro, come dire, collega mi fa molto piacere. La sapienza delle mani e della testa, perché lui si definisce un artigiano del cuore, ed è per questo che la CNA di Padova ha voluto testimoniare l'affetto che lega la Confederazione Nazionale degli Artigiani al lavoro fondamentale del cardiochirurgo di fama mondiale Gino Gerosa. Lo premiamo e gli diamo un riconoscimento e la tessera onoraria della nostra associazione. Artigiano del cuore perché lui, quando è in sala operatoria, deve comunque saper affrontare in modo positivo, vorrei dire, l'intervento, e per cui deve adoperarsi a trovare quelle soluzioni che poi portano alla riuscita di quell'intervento. Ma lo stesso siamo noi artigiani, quando noi ci siamo di fronte a una situazione difficile dobbiamo trovare sempre quella soluzione che ci aiuta ad andare avanti. L'artigianato rappresenta proprio la capacità della manualità, l'eccellenza del nostro prodotto italiano e che ci consente anche di andare all'estero. E la manualità di un professore come Gino Gerosa, che col cuore e del cuore stesso, lui stesso ha detto essere l'artigiano, direi che è un esempio veramente virtuoso di come possiamo mettere assieme due mondi che sembrano assolutamente distanti, il mondo della scienza e il mondo dell'artigianato, e che invece hanno molte cose in comune. Gerosa con le sue mani, la sua capacità, prende decisioni e compie azioni che salvano la vita, ha detto il presidente Montagnin. Ingegno e passione, doti comuni, doti che devono essere valorizzate anche nei giovani aspiranti chirurghi, ha detto Gerosa. Ai giovani, a chi è preposto a mantenere i giovani che hanno studiato in Italia, dico: date il riconoscimento non solamente economico, ma il riconoscimento professionale e sociale che un certo tipo di professione merita. Allora, io sono contenta che abbiamo terminato questo servizio dove abbiamo sentito il professor Gerosa che parla di giovani chirurghi. Come vede questi giovani, ecco, sia uomini che donne, la passione, la voglia di crescere sempre di più, di essere intrigati? E poi è lei che li intriga, lei, i suoi collaboratori, soprattutto per far capire l'importanza a questi giovani del mestiere che hanno scelto, prego, di questa professione incredibile. E qui tocchiamo un argomento molto scabroso, nel senso che lei sa che l'accesso alle scuole di specializzazione
chirurgiche, di medicina d'urgenza e emergenza o delle chirurgie specialistiche da parte dei giovani medici è in fortissima riduzione. Quindi i giovani medici tendono a non scegliere queste specializzazioni. Questo perché? Perché c'è un contorno di tipo legislativo, di tipo economico e quant'altro che naturalmente allontana i giovani dall'affrontare o dal prendere la scelta, la decisione di iscriversi a scuole di specialità con chirurgie complesse. Un pochino perché la qualità di vita naturalmente è inficiata, perché ci sono turni lavorativi molto più massacranti, soprattutto dal punto di vista psicologico, e quindi ecco che lo Stato, il governo dovrebbe identificare risorse e percorsi che tornino ad incentivare nei giovani medici la scelta di percorsi professionali molto più complessi rispetto ad altri percorsi professionali che forse vengono reputati più semplici e più consoni a un tipo di qualità di vita che i ragazzi di oggi preferiscono identificare. Professor Gerosa, abbiamo sentito prima Fantin che parlava appunto di sport. Quanto è importante l'attività motoria anche dopo un importante intervento? Anni fa era impensabile sentire che una persona operata al cuore poteva fare sport, attività motoria. Ecco, cosa consiglia, cosa vede oggi e cosa dice a queste persone che magari qualcuno ha paura, perché c'è sempre la paura che regna sovrana, perché forse non abbiamo gli accompagnatori giusti quando usciamo dagli ospedali, perché là è il grande problema che io vedo, il dopo, chi va a trovare queste persone, chi le accompagna. Ecco, io ho avuto una, glielo dico professor Gerosa, lo dico quasi tutti i giorni, ma lo dico, una persona che ha 2 volte tentato il suicidio, una giovane donna, ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, nella realtà non ho nessuno, sono mesi e mesi che non vedo nessuno, che chiamo, tutti passano il cerino. Cosa devo fare? Se non ci fosse il mondo del volontariato io sarei già morta. Ecco, cosa può dire? Quanto importante è invece far capire che quando esci da questo ospedale con un intervento anche importante l'attività motoria è fondamentale? Prego professore. Guardi, con la sua domanda lei ha toccato 3 punti cogenti che sembrano distanti uno dall'altro, ma che sono assolutamente, che si intersecano assolutamente, c'è un overlapping, una sovrapposizione tra questi punti. Allora, attività fisica dopo l'intervento, mi riallaccio a quanto dicevo prima, soprattutto legato ai pazienti più avanti, con l'età, più anziani che andiamo ad operare. Noi operiamo per migliorare la qualità di vita. Migliorare la qualità di vita vuol dire la restituzione ad una vita di relazione, a una vita sociale e a una vita correlata all'attività fisica che sia appunto eccellente. Quindi l'attività fisica diventa un momento fondamentale dopo l'intervento, però non possiamo dimenticarci che l'attività fisica è fondamentale per prevenire alcune patologie, e quindi ben venga in termini di prevenzione che venga ben compreso da parte del cittadino l'importanza di una sana attività fisica. Per quanto riguarda invece l'ultima annotazione dell'ultima parte della sua domanda, chiaramente ci vuole una stretta interdipendenza tra l'ospedale e il territorio. È su questo che bisogna lavorare per migliorare assolutamente l'interdipendenza tra ospedale e territorio, perché non è che una volta che il paziente sia stato dimesso dall'ospedale sia terminato completamente il percorso terapeutico, anzi diventa ancora più importante continuare questo percorso terapeutico con una medicina del territorio che possa rispondere a tutte quelle esigenze che il paziente presenta, e l'esempio che ha portato lei mi sembra assolutamente calzante. Grazie professore. Sentiamo anche il presidente Grosso, ecco, questa diversità che è anche una fragilità, dobbiamo cercare di essere il più vicino possibile, dobbiamo cercare di far vivere loro una quotidianità che diventa anche sicurezza, quello che è il problema. Prego presidente Grosso. Ma guardi, no, non ho ben capito la domanda, mi perdoni. Lei ha parlato di autonomia, ma autonomia vuol dire anche sicurezza, ecco, così ho abbreviato. Sì, allora, sì, l'autonomia diventa sicurezza nel momento in cui noi affrontiamo tutti i nostri standard quotidiani con il mondo della disabilità, ma questa è una cosa naturale che ci viene abbastanza facile e semplice per chi
come i nostri volontari si approcciano tutti i giorni. Cerchiamo sempre di fare dei corsi di formazione, il minimo che riusciamo a fare. Abbiamo sempre dei supporti sia familiari che eventualmente da parte dell'USR che ci danno qualche indicazione, e quindi si porta sempre avanti questo tipo di argomentazione. Mi scusi se le ho fatto prima la domanda, ma è solo perché ascoltavo il professor Gerosa. Senta, Presidente Grosso, chi decide che requisiti ci vogliono per entrare in queste comunità, che poi diventa una comunità tra di loro, in questi appartamenti? Cioè, che selezione viene fatta? Perché bisogna anche capire. Allora, non ci sono selezioni naturali, noi diamo la possibilità a tutti, di solito sono le persone stesse che si autogestiscono nel continuare o meno. Direi che quelli che arrivano difficilmente vanno via, a meno che non ci siano dei problemi di convivenza, cioè nel senso... in un appartamento ci sono di solito 4 o 5 ragazzi. Non è detto che questi 4 o 5 ragazzi, come qualsiasi altro ragazzo del mondo, vada d'accordo con gli altri componenti. Di conseguenza, per logica, non hanno un'affinità con gli altri, chiamiamoli utenti, e quindi di conseguenza si allontanano da quell'appartamento. Cioè, quindi è una cosa abbastanza naturale. Del resto anch'io, quando ho degli amici che sono amici, altri che li evito, perché non trovo il feeling. E questo succede quindi anche negli appartamenti. Quindi da noi possono venire tutti, fanno tutte le loro prove, cerchiamo di dare una mano se ci sono delle difficoltà di convivenza, e abbiamo degli operatori che ci seguono per questo, e abbiamo dei volontari che ci aiutano, diciamo, a far gioire questi ragazzi. Non era questa la domanda, io ho chiesto come si fa a entrare, come si viene scelti, perché non penso che abbiate stanze per tutti, perciò lei ha detto 4-5 posti. Non abbiamo stanze per tutti, io le dirò che spesso volentieri ci troviamo con dei percorsi dove in realtà ci mancano dei ragazzi, mancano delle persone, cioè abbiamo dei posti anche liberi, e a volte questo succede perché anche le famiglie molte volte hanno paura di approcciarsi, hanno paura che ci sia un doppio fine. Invece noi siamo dei volontari, siamo delle persone che vogliamo veramente dare un qualcosa in più, quindi basta semplicemente che si affacciano al nostro come si dice, alla nostra associazione, e vedrà che una soluzione si trova sempre e comunque. Ci sono altri progetti che probabilmente verranno avanti a breve, quindi di conseguenza non lasciamo a casa nessuno e non abbiamo nessuna intenzione di lasciare a casa nessuno. Avete capito? Perciò se c'è qualche problema voi chiamate, che io vi metterò in contatto col Presidente Luca Grosso per trovare delle soluzioni, perché, caro Grosso, quello che vedo io è completamente diverso da quello che mi sta spiegando lei. Io sono strafelice delle sue parole, però la mia realtà che tocco è ben diversa da quello che lei ha detto. Purtroppo lei sa che io dico quello che vedo e quello che penso, e non funziona proprio così. Io non devo essere fortunata ad avere quell'associazione, ad avere questo Presidente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e devo, come ha detto Fantin, essere ascoltato e decidere io cosa fare e dove andare. E invece ancora una volta abbiamo sentito che le famiglie, l'ha detto anche, decidono se far entrare, se far uscire, perciò c'è molto da lavorare anche in questo. Grazie Grosso. Fantin, come commentiamo, ecco, cosa vuole dire? Noi abbiamo visto, ecco, questo video, andiamo a vedere anche questi sport paralimpici Cortina e poi lo commentiamo, va bene? Before the first rays of sunlight, before we know our own name, inside of us, we already know the power of light. This is us, the defiant ones. We are fearless, unstoppable, breakers of boundaries. We travel the world, we aim high.
further. We know change starts with sports. Together we inspire, transform the perspective. We are ready to shine again, again and again, and change the world we live in. Now you know who we are. We are the best part of you. We bring the light. We are the light. Allora, Fantin, come commentiamo? So che voleva dire qualcosa anche il professor Gerosa, prego Fantin. Sì, a riguardo del video ci sono poche parole da dire. Quella è l'immagine che deve essere di dominio pubblico. Gente con diverse disabilità che hanno e viene dato a loro la possibilità di fare sport, a prescindere dalle difficoltà organizzative, gestionali, eccetera. Ci sono persone che lottano, lavorano 4 anni per avere quei 10 minuti a un'Olimpiade, eccetera. Allora diamoci la possibilità, buttiamo giù quelle barriere mentali che magari fa salvaguardia di 4 posti riservati piuttosto che concedere liberamente alle persone che possono accedere liberamente con disabilità e di andare a vedere certe gare, certe cose. Io ribadisco che quella è l'immagine giusta che noi dobbiamo dare. Gente con disabilità diverse che sono felici di praticare dello sport. Per quanto riguarda il discorso che volevo collegarmi col professore e sull'aspetto sanitario, in quanto CIP, e sono orgoglioso di dirlo adesso, con le ASL, la Regione Veneto, è stato fatto un accordo quadro, appunto, visto che tardivamente, come ha detto lei, anche la Costituzione italiana, nella Costituzione italiana è stata inserita la disabilità, è stato fatto questo accordo quadro con le ASL che ci permette di entrare nell'organo della LEA, diciamo, che è quel livello assistenziale di assistenza, appunto per poter promuovere, coadiuvare, assecondare l'attività sportiva nelle ASL, nello specifico quanto Vicenza o quante altre, cioè nelle unità spinali, recupero delle persone infortunate, fin da quasi subito dopo l'infortunio. E io spero e auspico che si continui su questo passo perché è fondamentale il recupero post-infortunistico o post-malattia. Professor Gerosa, come ci saluta? Con quale messaggio ci lascia questa mattina? E grazie anche per la partecipazione. Grazie invece per l'invito, saluto anche i suoi ascoltatori dicendo che la tecnologia e la volontà umana riusciranno nei prossimi anni a migliorare in maniera drastica la qualità di vita di tutti quanti noi. Grazie veramente, grazie al professor Gino Gerosa, cardiochirurgo, che ci ha illuminato anche questa mattina con la speranza. Ecco, sì. La speranza che deve sempre essere la più forte di tutti, prima o poi vedrete che ce la faremo, perché il politico passa e noi invece rimaniamo e andiamo avanti. Grazie professore, grazie veramente anche a Antonio Fantin, grazie a Luca Grosso, grazie, pubblicità. Siamo
con Floriano Zambon, già sindaco di Conegliano, adesso è presidente di una comunità per le tossicodipendenze. Sentiremo del suo osservatorio importante cosa vede, cosa sta succedendo. Ringrazio anche il professor Gerardo Favaretto, medico psichiatra, di essere con noi per capire cosa anche da parte sua di questo osservatorio sta vedendo, perché noi stiamo andando fuori di testa. Non è possibile che poche realtà tengano in mano le comunità. Che parlo di comunità, parlo di tutti noi, perché nessuno li vuole fermare. Tanti tavoli, tante discussioni, ma alla fine io sinceramente passi avanti, professor Favaretto, non ne vedo. Vedo parlare i soliti noti, belli esempi, programmi, però la realtà non la vedo. Lei cosa mi dice, professor Favaretto? Che parte sempre in attacco, Mirella. Sempre la Mirella in attacco. Parte sempre in attacco. Le comunità sono una realtà importante, dico in tutti gli ambiti, sia nell'ambito della dipendenza, e nascono con la dipendenza, perché parliamo ancora degli anni 70, 75. 73 è la nostra. Esatto, 75 è la prima legge che viene fatta, che dice che le persone che hanno problemi di dipendenza non possono essere ricoverate in manicomio. Sono stati i primi a uscire, diciamo, da quelle realtà. Poi si sono sviluppate anche in altri ambiti. Penso alle comunità, per esempio, per i minori, che sono anche quelle una realtà importante, e come tutte le cose importanti ovviamente controverse, perché dopo possono esserci problemi, possono essere risorse. E poi ci sono tutte le comunità per persone che hanno un disagio mentale o hanno una disabilità. Quindi la rete delle comunità in generale è un servizio della comunità molto importante. E c'è il problema del rapporto fra pubblico e privato, questo sicuramente. Molte comunità, come per esempio quella di Floriano Zambon, che è presidente adesso, sono nate come opere di buona volontà, sostanzialmente, che una singola persona, insomma un religioso all'epoca, disse no, vogliamo fare qualcosa per questi. Però c'è un grande dibattito, perché sappiamo che nell'ambito delle comunità per persone diverse ci sono tanti modelli, tante modalità, e il fatto che molti abbiano preso l'iniziativa ha fatto sì che ci sia un panorama molto eterogeneo oggi, insomma davvero eterogeneo. Basta vedere per esempio tutta la polemica che c'è stata su San Patrignano, compreso il documentario, indagini che hanno fatto su Netflix, eccetera, in cui hanno portato dei testimoni a rivelare luci ed ombre di queste cose, perché per esempio quella è una realtà, senza fare critiche, che però poi è diventata un'impresa, una grande impresa, perché poi dietro c'è anche la necessità economica, queste comunità si devono un pochettino mantenere, insomma. Quindi è vero, parte l'attacco perché sa che trova il punto fragile, perché parliamo di una realtà complessa, ma ripeto, molto importante dal punto di vista dell'offerta per le persone che sono in difficoltà. Grazie professor Favaretto. Allora Floriano Zambon, da sindaco al vino, alla tossicodipendenza, certo che i passaggi si uniscono tutti. Ecco, diciamo che è vero che in qualche caso bere vino, se uno si ubriaca e diventa un ubriacone, è una tossicodipendenza. Questo è vero, è anche altrettanto vero che il mio percorso testimonia che è necessario assumere responsabilità. No, sa perché glielo dico? Perché ho trovato un ragazzo, Zambon, che mi ha detto: colpevolizzano me perché mi faccio qualche canna, mio papà beve dalla mattina alla sera, mia mamma si pasticca e poi il colpevole sono io, tanto per capire chi sono i giovani di adesso che vedono più lungo di quello che pensiamo. Qual è la realtà? Come siamo presi con queste tossicodipendenze che preoccupano moltissimo anche gli addetti ai lavori? Allora, diciamo che è un mondo in evoluzione, perché anche il tipo di sostanze sono cambiate rispetto a quelle del 1973, quando è nata la piccola comunità, o gli anni 70, quando sono nate le prime. Quindi c'è un'evoluzione come in tutte le cose. E la dipendenza oggi è un po' meno evidente, secondo me, rispetto al passato. L'uso, per esempio, cioè anche la presenza esterna di persone che ne fanno uso è diversa. Ricordo gli anni 70,
le siringhe si trovavano dappertutto, c'era una situazione che era molto diversa da oggi. Oggi c'è più discrezione da questo punto di vista, indubbiamente però il fenomeno c'è e l'uso delle sostanze attuali, che sono sicuramente più devastanti e più fulminanti di quelle di un tempo, preoccupa. Non serve più la siringa, ormai c'è la droga anche sintetica che puoi bere, puoi sniffare, puoi fare quello che vuoi, perciò la siringa ormai... Sicuramente comunità come la Piccola, che ha maturato una grande esperienza in questi anni, sono un parafulmine. Resta il fatto che io sono dell'idea che anche una realtà come la nostra o le realtà ospedaliere, prima parlavate degli ospedali o le RSA, non sono conosciute perché tendenzialmente le fragilità si cerca di lasciarle da parte. Beh, tu, Mirella, sei a contatto tutto il giorno con la solidarietà generale, no? La parte sociale, la fragilità, tendiamo a non farla appartenere alla nostra vita. Ti salta addosso nel momento in cui l'esigenza, nel momento in cui ti capita, e allora tu hai delle situazioni che ti fanno veramente riflettere. Io non avevo nessuna intenzione di assumere l'incarico che ho, perché non avevo, ma il mio predecessore, il sindaco Silvestrini, a un certo punto mi ha chiesto se lo potevo fare e non potevo dire di no, e l'ho fatto, però mi ha fatto conoscere un mondo effettivamente che meriterebbe di essere conosciuto per mille ragioni, un po' per la conoscenza, ma anche perché diventa la conoscenza un deterrente, diventa un elemento per riflettere effettivamente se intraprendere certe strade alla fine può portarti in situazioni che sono oggettivamente situazioni dove non c'è marcia indietro, dove c'è non ritorno. Perché noi abbiamo tre comunità, abbiamo la comunità terapeutica, che quindi è quella che si fa carico dell'aspetto, diciamo, nel momento in cui è conclamata la dipendenza, e quindi c'è questo tentativo di recupero, ma poi ne abbiamo due di marginalità sociale. E la marginalità sociale è una conseguenza di un disagio che può essere derivato dalla dipendenza, dall'alcol, dalla droga, dalla ludopatia, che anche quella è una roba drammatica in questo momento. Situazioni che secondo me se riuscissimo a farle conoscere meglio, io ho cercato di fare Piccola Comunità porte aperte per quello, e ci terrei che la gente si rendesse conto del disagio e delle difficoltà che possono capitare nella vita. Invece tendenzialmente noi siamo per rinunciare a qualsiasi riferimento, a qualsiasi ragionamento su quella che può essere la fragilità, su quella che può essere l'emarginazione. Vorremmo tutto preciso secondo gli standard che siamo abituati a vedere, perché questo è il modello che ci siamo dati. È come quando si parla di morte, no? Nessuno vuole parlare di morte perché non ci appartiene più nella cultura attuale, invece purtroppo è una realtà di fatto che è fisiologica e fa parte del vivere. Professor Favaretto, quello che però io ho avuto un ospite, la dottoressa Calabrese, che si occupa di salute mentale, la quale è molto preoccupata per le strutture esistenti e per quelle che non ci sono, ma soprattutto per le famiglie che non sono in grado di gestire questa patologia, che delle volte diventa veramente anche molto aggressiva, problematica per questi genitori, delle volte anche diversamente giovani, ma non solo, che non riesci a gestire perché non sei preparato, non sai. Non è che invece di fare molte case di comunità sarebbe servito approfondire di più i bisogni veramente che abbiamo nel nostro territorio, di quello che si potrebbe fare per aiutare questi genitori, queste famiglie che non sanno più a chi rivolgersi, ecco, queste medicine che vengono prese in maniera anche sbagliata perché non sono in grado, i figli non vogliono più prenderle. Ecco, cosa dice? Cosa si potrebbe fare per migliorare anche la qualità della vita? Io ho conosciuto questi genitori e guardi, è stata un dolore enorme la disperazione che ho visto, la paura del proprio figlio, non dormo neanche di notte perché ho paura che mi faccia del male, che non prenda le pastiglie. Cosa vuole dire, professore? Come siamo messi? Beh, tante cose Mirella. Mi attacco un attimo a quello che diceva adesso Floriano Zambon. Il mondo è cambiato, sono cambiate anche le forme di sofferenza, di marginalità, è cambiato il rapporto con le sostanze, sono cambiate le sostanze, sono cambiate le persone, le famiglie. È vero che forse non si vedono più o si vedono molto meno quelle figure di tossicodipendenti, delle persone un po' devastate, insomma, che si vedevano negli anni 70-80, però è anche vero che per esempio per oggi i giovani
non devono cercarle le sostanze, purtroppo devono avere la forza di rifiutarle, perché il mondo è tale per cui c'è un'offerta, una pressione anche sociale, anche di gruppo, no? Ci sono numeri che abbiamo piuttosto inquietanti sull'utilizzo, per esempio nelle scuole superiori, di sostanze per cui, da quello che dichiarano, no, oltre un terzo dei ragazzi hanno usato cannabis, eccetera, o alcol o cose del genere, perché poi non è che stiamo lì appunto a fare tante differenze, sostanze sono sostanze, naturalmente, qualsiasi parliamo, un terzo sono quelli che lo dichiarano, quindi dobbiamo sospettare che siano molti di più, ed è poi la realtà, insomma, che conosciamo. E poi da lì è anche vero che, insomma, non è così come sono cambiati i rapporti con le sostanze, anche la questione della salute mentale, no? È molto cambiata. Non ci sono servizi, è vero, che sono d'accordo sul fatto che rispetto ai bisogni che ci sono, che sono tanti, e bisogni poi, se vediamo, anche della popolazione generale, spesso sono insoddisfatti, spesso le persone poi si devono rivolgere al privato, e non è neanche detto che il privato vada bene, perché in certi casi il privato non basta, ci vuole un'assistenza più articolata, ci vuole una rete sociosanitaria. Però poi andiamo anche a vedere quello che si spende rispetto a questo tipo di risorse. Se in Germania o in Francia si spende 10, da noi si spende 3. Ora ci sarà una conseguenza del non spendere 7, e purtroppo la nostra regione non è una di quelle in Italia che spende di più, è la penultima in Italia come spesa relativa alla salute mentale. Allora io dico che se ho le risorse si possono anche fare le cose. I modelli certamente vanno rinnovati, adesso noi lavoriamo con un modello nato ormai 50 anni fa e sicuramente ha bisogno di un'evoluzione, ha bisogno di una cura, ha bisogno appunto di attaccarsi ai bisogni della popolazione, dando risposte articolate, per esempio rendendo accessibili i servizi. No? Cosa vuol dire accessibili? Vuol dire che le persone sanno dove andare, è facile arrivarci, sanno quali sono le risposte, sanno quello che riceveranno. Ma ci vogliono anche appunto le risorse per fare questo, e questo è chiaro che la salute mentale è una parte della salute, fa parte purtroppo di tutte le criticità che ci sono in questo momento nell'ambito delle risposte del servizio sanitario, che ci sono, e capisco le preoccupazioni di Ioana Calabrese, che conosco e che rappresenta appunto una delle associazioni dei familiari, che da anni che combattono, che promuovono la necessità di investire di più, di fare di più. Ora, è chiaro che può esserci anche un mix, diciamo, virtuoso, no? Rispetto a quello che possono fare le persone singolarmente e quello che possono fare le istituzioni. Cioè, se ci mettiamo a fare progetti, a condividere dei progetti, no? Faccio un esempio molto banale, per esempio, non so, una persona è da sola, ha una casa, vive da sola, e allora se a questa persona diamo l'assistenza, se magari in questa casa mettiamo anche un'altra persona che non ha casa e costruiamo queste realtà dal basso, ecco, queste sono le risposte innovative, cioè il fatto che ognuno metta qualcosa rispetto a quello che ha. Professor Favaretto, facciamo una parentesi però. Bellissimo quello che ha detto, io lo sposerei subito, ma regna il messaggio che è passato, che è la paura del diverso, la paura di quello che passa per strada, non so chi sia, chi mi metto in casa, e poi i figli non vogliono, magari se io anche c'è sempre qualcuno che mi ferma, che non vuole. È che forse ci siamo un po' troppo chiusi, abbiamo paura di tutto ormai, perché hai paura di uscire, ma hai paura anche di stare a casa, perché ti entrano anche in casa. È questo che forse frena questa voglia. Invece noi abbiamo dei studenti universitari che cercano casa, perché non metterli assieme a queste figure, però c'è sempre una barriera che divide, che è la paura. Prego, professore. Questa è linea sovrana, professore? Io chiederei a tutte le persone che hanno paura se sono così sicure di essere normali. Cioè, nel senso che naturalmente non sto... Ma è sul concetto di appunto cosa vuol dire essere una cosa e cosa vuol dire essere diverso da quella cosa. Il confine poi nell'ambito, diciamo, della salute mentale è un confine appunto sfumato. Non è che si può dire che una persona è completamente esente da problematiche, mentre quello è solo problematico
e quindi pericoloso. L'idea che le persone con disturbo mentale siano pericolose, per esempio, è un pregiudizio, uno stigma, non perché queste persone non possono commettere reati o avere aggressioni o altro, perché può succedere, ma non succede in percentuale maggiore rispetto alla popolazione generale. Insomma, è molto più pericoloso far girare armi, per esempio, no? Se c'è disponibilità di armi, il rischio che ci siano degli incidenti, per esempio, è molto maggiore. O per esempio è molto più pericoloso trovarsi in ambienti che usano sostanze come l'alcol, per esempio, no? Una grande disponibilità di alcol predispone alla violenza. Allora ci sono tanti pregiudizi che purtroppo sono veramente difficili da combattere. Questa paura del diverso, che sicuramente fa parte dell'umano, e adesso non stiamo a fare discorsi troppo filosofici che insomma un po' li meriterebbero, però ecco, se vogliamo trovare soluzioni, dobbiamo trovare delle evoluzioni dentro la comunità, no? Altrimenti la comunità si rigidisce, mette barriere, e sappiamo che sulle barriere poi non si costruisce mai niente. Allora saluto anche il professor Alessandro Rosina che si è collegato con noi, ordinario di demografia. Grazie professor Rosina di essere qui. Parlavamo di giovani, di meno giovani. Il problema è che abbiamo questi giovani e dobbiamo crescerli bene, crescerli sani, cercare che non vadano via una volta che si sono laureati, che hanno dei titoli di studi importanti, abbiamo le migliori università, ma quando vanno all'estero anche questi ricercatori se li tengono stretti perché sono delle eccellenze. Ecco, come far capire anche alla politica italiana che dobbiamo veramente accompagnare questi giovani in un percorso veramente di ottimismo, perché io parlo con loro, professore, loro sono anche ottimisti, credono nel futuro, hanno speranza nel futuro. Prego, professor Rosina. Sì, buongiorno. Un argomento per convincere la politica in realtà ci sarebbe, cioè è il fatto che noi ne abbiamo pochi di giovani, molto meno rispetto agli altri paesi con cui ci confrontiamo. Quindi abbiamo una popolazione anziana che aumenta, questo vale insomma per tutta l'Europa, tutti i paesi più avanzati, perché si vive più a lungo, e quindi aumentano anche le spese giustamente per pensioni adeguate, dignitose, per cura e assistenza alla popolazione anziana. Ma come facciamo a garantire questo benessere in tutte le età della vita, anche in quelle più avanzate, se noi, oltre ad avere pochi giovani, anche facciamo fatica a formarli bene, a motivarli adeguatamente, a inserirli nel modo migliore nel mondo del lavoro e a valorizzarli pienamente, e come carenza di investimenti in questa direzione ci troviamo da un lato con una delle percentuali più alte di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano nel nostro paese, con livelli molto più alti al sud rispetto al nord, ma comunque con valori complessivamente peggiori rispetto agli altri paesi, e con, appunto, come lei diceva, questa continua emorragia di giovani italiani che vanno a cercare maggiori opportunità dove vengono meglio pagati e dove hanno migliori condizioni professionali. Ma un paese così non funziona, perché appunto somma alla crisi demografica e quindi al degiovanimento quantitativo, cioè la riduzione quantitativa dei giovani, anche una carenza di loro formazione e valore che possono dare all'interno delle imprese, delle organizzazioni, della vita sociale in generale. E questo rende l'Italia un paese che rischia di avvitarsi in un percorso di basso sviluppo e con squilibri sociali che rischiano di essere sempre più accentuati. Quindi assolutamente bisogna mettere al centro un forte investimento sulle nuove generazioni, e anche perché se vogliamo attrarre anche immigrazione di qualità è difficile che gli immigrati di qualità arrivino nel nostro paese, cioè cercheranno altre opportunità in altri paesi se gli stessi giovani italiani qui non trovano un adeguato lavoro, un'adeguata remunerazione. Quindi serve una visione sistemica e una capacità di interpretare quali sono le esigenze del territorio e del paese e di dare risposte adeguate. Campa a cavallo che l'erba cresce, diceva mia nonna, perché visto i messaggi che stanno arrivando e dove andiamo a parare, mi sembra che siamo molto lontani da quello che sta dicendo
il professor Rosina da quella che è la realtà di questi giovani. Anche perché, professor Rosina, e qua mi rivolgo anche al dottor Zambon, Floriano Zambon, quello che vedo io è che abbiamo tanti giovani bravi, ma che fanno fatica ad arrivare, perché se non fai parte del cerchio magico, se non hai le conoscenze giuste, dai Mirella, dicono, certo che lo dico, fai fatica ad arrivare. Prima è arrivata una telefonata che ha detto: ma come mai il figlio di un grande nome politico a quel posto e si porta a casa più di 180.000 euro all'anno, e gli altri dove sono? Possibile che siano sempre bravi quelli e gli altri non sono bravi? Lei è stato politico anche in Zambon, ma perché non si punta sui giovani, su quelli bravi? Cos'è la meritocrazia per la politica italiana? Diciamo che il tema della meritocrazia è un tema molto complesso e non facilmente digeribile. Se fosse applicata a tutti i livelli e in tutti i mondi saremmo sicuramente in una situazione migliore. Allora, è chiaro che sono modelli che secondo me vanno superati e probabilmente rispetto anche al sistema delle raccomandazioni di un tempo sono stati fatti passi in avanti. È anche altrettanto vero che esistono le lobby anche all'interno. Si vede che è politico Zambone, hai sentito cosa ha detto? Si vede che è politico. Si passi avanti, insomma, anche no. Insomma, vabbè, dai. Posso dire, andiamo avanti, posso dire che in effetti un po' di trasparenza in più c'è. È chiaro che questa è una magagna, questo è il male. Perché se tu non premi chi è bravo, è un gioco a ribasso, è una corsa a ribasso, ma vale in tutti i settori, vale nel sistema produttivo privato, vale nel pubblico, vale anche nella politica, è uguale. Cioè, se tu guardi, la tendenza è quella di giocare a ribasso perché è più facile, hai più facilità di consolidare la tua posizione e alla fine metti in moto un meccanismo che è, diciamo, più da piovra che un meccanismo di trasparenza. E questo è un male che ci riguarda, che riguarda l'Italia da sempre, secondo me, o comunque adesso non so, non voglio andare tanto indietro con i secoli, ma sicuramente ci appartiene. C'è solo che da sperare che effettivamente si riesca culturalmente a fare un salto di qualità, perché questo è un problema di tipo culturale, la cultura della raccomandazione, la cultura della scorciatoia rispetto alla via maestra è una questione culturale e da questo punto di vista bisogna andare oltre per non mortificare invece chi ha le capacità e che purtroppo deve fare scelte diverse, che sono quelle che citava il professore prima. Sentiamo professor Rosina come commenta le parole di Floriano Zambon. Prego professore, la meritocrazia, dice Floriano Zambon con punto di domanda. Sì, guardi, i dati del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo che abbiamo appena pubblicato con il Mulino fanno vedere che nei giovani italiani c'è, come diceva lei, una grande voglia di poter contare, di fare la differenza, di essere messi nelle migliori condizioni per dare il meglio di sé. Secondo me questa è la meritocrazia, cioè mettere i giovani ovunque possano nascere, in qualsiasi contesto territoriale o familiare, anche quelli più svantaggiati, nella possibilità di essere riconosciuti con le loro specificità, con i talenti che possono avere, perché ciascuno ha talenti, bisogna però saperli riconoscere e aiutarli a essere riconosciuti per poi farli moltiplicare, già a partire dalla scuola. E quello che dicono i dati è che i giovani già a partire dalla scuola si rendono conto che la scuola non offre pari opportunità di successo a tutti gli studenti indipendentemente dall'origine socio-economica. Questo lo dice più della metà dei giovani, in particolare i giovani che abbandonano precocemente gli studi, che quindi rischiano poi di diventare un costo sociale, sono quelli che arrivano da contesti più svantaggiati e sono quelli che sentono di meno la scuola come una realtà che li aiuta a riconoscere il valore che hanno, a superare gli svantaggi di partenza e quindi poter dare il meglio di sé. E un altro punto che riguarda la scuola è che alla domanda se i risultati scolastici riflettono il vero talento degli studenti, qui c'è proprio un consenso ampio, i 2/3 dei giovani intervistati, che dice che non è così, cioè che quindi non è che
che quindi la scuola non è meritocratica nel senso che guarda solo ai voti, al giudizio sugli studenti, ma non è meritocratica nel senso di riconoscere i talenti e al di là del voto di aiutarli quindi ad esprimersi al meglio, essere incoraggiati a venire fuori. E poi la carenza di meritocrazia la vediamo anche appunto per il fatto che poi anche nel lavoro il successo scolastico e anche lavorativo e professionale in Italia più degli altri paesi è maggiormente correlato alla professione e al reddito della famiglia d'origine. Chi nasce nella famiglia più benestante e che ha molte più possibilità di promozione sociale dei figli arriva a titoli di studi più elevati e può fare anche trovare lavori meglio remunerati e fare maggiormente carriera, indipendentemente dalle capacità dell'individuo solo per essere nato appunto in una famiglia che ha queste condizioni. E questo è dovuto alla carenza delle politiche in Italia, perché ancora oggi in Italia, e questi sono i dati non solo del rapporto giovani ma anche dell'Istat, la gran parte dei giovani trova lavoro attraverso conoscenze e segnalazioni di amici e parenti, mentre negli altri paesi la gran parte dei giovani trova lavoro attraverso i canali formali, cioè attraverso i centri per l'impiego, i servizi per l'impiego in generale, cioè le politiche attive del lavoro, un matching più efficiente fra domanda e offerta, e quindi consente a tutti i giovani, indipendentemente dalle caratteristiche di origine, di essere anche riqualificati, aiutarsi a orientarsi nel mondo del lavoro e poi trovare il lavoro più adeguato rispetto alle proprie capacità, in cui poi se la giocano con il proprio merito. Ma nella condizione italiana oggi non tutti sono messi nelle stesse condizioni di giocarsela al meglio. Allora professore, mi dispiace di non riuscire a farle vedere, non credo facciamo in tempo che il nostro bravo regista Andrea Basso riesce a trovarla, proprio quel ragazzo che non è stato messo agli esami, che abbiamo intervistato proprio con la nostra emittente, quel ragazzo che da come si veste è già stato etichettato da qualcuno. E cosa dice questo ragazzo? Questo è un creativo, questo è un ragazzo che ha questa creatività dentro di sé, ma che da solo non ce la fa a tirarla fuori, ma dice delle cose molto chiare. E quello che io ho capito da questo ragazzo, ma mi avete ascoltato, avete capito veramente chi sono io? Ma questo non è stato messo agli esami. Ecco, mi dispiace di non avere l'intervista veramente, perché fa capire tante cose di quello che ha detto il professore. Ecco, questa creatività, professor Favaretto, che non viene capita, che ce l'hanno quei ragazzi che abbiamo etichettato. Abbiamo paura di quei ragazzi e non bisogna aver paura. Prego. Sì, direi che proprio il punto è questo, l'abbiamo detto anche altre volte, insomma il problema non sono i giovani come sono o come non sono. Intanto, o come vestono. Esattamente, intanto c'è un problema appunto quantitativo, come giustamente diceva adesso l'ospite. Di fatto la nostra piramide demografica è completamente rovesciata. E poi in realtà c'è un problema di rapporto fra generazioni, e questo è il punto, cioè i giovani, le loro potenzialità, e anche diciamo nell'ambito della salute, la prevenzione, si fa con l'accompagnamento e con l'ascolto, e questo che è un po' quello che manca. E laddove c'è diciamo una situazione di governo intesa in senso generale, governo della comunità, ma anche governo politico, nel senso della politica che decide, che prende le scelte, che investe, che dà le priorità, forse non c'è nessuna attenzione nei confronti di favorire e supportare, perché i giovani hanno bisogno sì di essere, come dire, di avere delle regole, di avere dei paletti, perché questo è giusto, fa parte della crescita di ciascuno, ma hanno anche bisogno di essere facilitati. Cioè, se tu hai una risorsa, io ti aiuto, una risorsa personale che può essere appunto emotiva, la creatività, la fantasia, l'idea, io ti aiuto, ti supporto ad arrivare a mettere a frutto questa risorsa. E questo è quello che i dati sulle persone, sui ragazzi che se ne vanno dall'Italia sono preoccupanti, anche per quello, perché trovano probabilmente in altri contesti chi li aiuta poi a mettere a frutto le loro risorse, non si sentono giudicati, come invece qui spesso succede di sentirsi giudicati per una cosa o per un'altra o per qualsiasi altro aspetto, e in qualche maniera uno si chiederà perché vanno più volentieri a fare il barista in un paese all'estero e qui magari invece non riescono a trovare i baristi. Ma forse c'entrerà tutto quello che c'è intorno, forse è il clima, anche la possibilità di cambiare, la dinamicità della situazione, cioè ci sono tanti fattori
che probabilmente fanno sì che sia un contesto sociale di comunità che è completamente diverso. Ora, questo è un discorso importante perché la generazione, diciamo, degli adulti, dei genitori e dei genitori che si devono interrogare su come si comportano. E riprendendo un attimo il discorso di prima e sui dati, commentando anche i dati che si diceva, negli anni 60 ci fu il fenomeno della mobilità sociale, per la prima volta l'università permetteva a tutti di iscriversi, quindi non era più il figlio dell'avvocato e basta. Lì c'è stato un grande sogno, che si potesse arrivare a una questione di equità, e l'equità, lo ricordo sempre, non è dare a tutti la stessa cosa, l'equità è dare a chi ha più bisogno quello di cui ha bisogno. Ecco, quell'equità si è un pochettino persa, secondo me, per strada, e su questo, secondo me, la classe politica ha una responsabilità, perché dal mio punto di vista ha perso molta qualità. Insomma, proprio la qualità nella capacità di vedere, di favorire i fenomeni sociali e naturalmente poi ne ha favoriti degli altri, e questo diventa, fra cui insomma, la propria anche sopravvivenza, la propria prosecuzione come interesse primitivo. Ma i giovani poi non sono altro che il segnale di questo, sono quello su cui poi ricade tutto quanto, e le loro fragilità, quello di cui parlavamo prima, le sostanze, il fatto che comunque si costruiscano situazioni alternative in cui staccano, non sono più importanti, gli adulti non se ne parla, non c'è più una relazione col mondo degli adulti, poi diventa un problema, diventa un fattore di rischio, e nel momento in cui sono in difficoltà grossa, ovviamente poi esatto, bisogna... Lo diceva prima il professor Gino Gerosa, abbiamo pochi medici che fanno anche i chirurghi, i cardiochirurghi, ma c'è un motivo. Ci sono dei paletti che dovremmo superare tutti assieme, e allora forse avremo anche questi giovani medici. È là il problema che bisogna vedere, perché siamo sempre là nella stanza dei bottoni, cosa decidono, cosa mettono in atto. Ecco, Zambon, la politica può fare tante cose. Abbiamo avuto la fortuna di sentire che l'Europa ha dato questi fondi del PNRR, tutti criticano l'Europa, però hanno preso i fondi, se li sono portati a casa. Cattiva l'Europa, però i fondi se li sono presi, ma soprattutto il cambiamento del percorso che hanno preso questi fondi che erano destinati al terzo settore, e poi abbiamo visto le colate di cemento che magari non servono. Ecco, la politica, perché a me voglio sapere anche il già politico Zambon cosa ne pensa di questi orientamenti che vediamo oggi. Prego. Allora, per quanto riguarda la possibilità di esprimere i propri talenti per i giovani, non posso che condividere quello che è appena stato detto. Non c'è o ci manca una parte di disponibilità nel far sì che tutti possano esprimere i loro talenti, e in molti casi non riusciamo a cogliere, come dicevi prima Mirella, io non ho visto l'intervista del ragazzo, ma mi par di capire che vada nella direzione del ragionamento che sto facendo. Per quanto riguarda invece il tema delle risorse, mi sento di dire che ci sono dei settori sui quali la politica non investe facilmente, perché probabilmente non sono così remunerativi dal punto di vista del ritorno anche del consenso. Il tema, per esempio, tutto il tema del sociale è un tema che richiederebbe, come diceva poco fa il dottor Fabretto, una disponibilità superiore, però io vedo che anche nel tempo, io ho percorso lungo dagli anni 90 ad oggi, non è che ci sia stata un'attenzione e un incremento della sensibilità rispetto a tutto il mondo del sociale. Il mondo del sociale, diciamo così, interessa solo nel momento in cui ne hai un contatto diretto. O per prendere qualche voto in più. Sì, però probabilmente... probabilmente risponde dal punto di vista elettorale meglio qualche altro settore rispetto al tema del sociale, però è una cosa che ci appartiene. Noi non possiamo non tener conto che il mondo sociale in tutte le sue sfaccettature richiede una risposta anche economico-finanziaria da parte della politica. Professor Rosina, ormai il tempo è scaduto, come ci saluta, con quale messaggio ci lascia ai nostri ascoltatori, che le posso assicurare sono tanti, cosa vuole dire proprio rispetto a questo mondo dei giovani che fanno così fatica
veramente per far capire che loro veramente ce la possono fare, basta che loro lasciamo il gioco che vogliono, che lo sanno adoperare anche molto bene. Prego, professore. Sì, servirebbe un messaggio chiaro dato ai giovani che parta da un nuovo patto generazionale, cioè quello di dire il Paese ha bisogno di voi perché la transizione verde ha bisogno delle vostre nuove sensibilità, la transizione digitale ha bisogno delle vostre competenze, la transizione demografica deve compensare gli squilibri nel rapporto tra generazioni con un investimento sulla vostra capacità di essere ben formati, di essere pienamente attivi nel mondo del lavoro e quindi di rimanere nei nostri territori, nel nostro Paese per dare il meglio di voi stessi. Voi impegnatevi a formarvi il meglio che potete, a poter credere nei vostri progetti di vita e professionali e noi cercheremo, non con la bacchetta magica da oggi a domani, ma anno dopo anno a migliorare l'investimento che il Paese fa di voi, sulla vostra formazione, sulle politiche attive, su ricerca e sviluppo e innovazione, in maniera che le vostre idee possano diventare leva per allargare il mercato di prodotti e servizi e far tornare l'Italia competitiva. È possibile far tornare l'Italia un paese di benessere e competitiva se fa sì che i giovani che valgono possano trovare le migliori condizioni qui e non lasciare che i giovani invece cerchino il loro futuro altrove. Grazie, Questo veramente grazie. Ormai ho terminato il tempo, professor Rosina, grazie al professor Alessandro Rosina, grazie al professor Gerardo Favaretto, grazie a Floriano Zambondi a stati con noi, grazie e adesso vedrete che bella cosa vi faccio vedere e sentire. Grazie, ci vediamo lunedì. Manifesto di una donna che nasce in un mondo difficile, che non ha scelto, ma con la voglia di scoprire cosa c'è oltre i muri, che si trova ad affrontare ogni giorno. Manifesto di una donna che cresce, che scopre la vita e le sue passioni, che vede un sogno davanti a lei e percorre con speranza e determinazione il suo cammino, consapevole della sua forza. Manifesto
manifesto di una donna che vive e crede nella realizzazione di sé, che riscopre il valore di sentirsi utili e costruire con le proprie mani un futuro per sé e la sua famiglia. Manifesto di una donna che ha già percorso tanto e ha capito che l'amore e la cura sono gli strumenti più potenti della vita per lasciare in serenità un mondo migliore di quello in cui è cresciuta. Manifesto delle donne dell'India, motore indiscusso della comunità, simbolo di passato, presente e futuro, così preziose e così fragili, da sostenere nel loro passaggio, denso di insidie, a donne indipendenti. Manifesto di una comunità di persone che vivono insieme, dove gli spazi e le emozioni sono intrecciate in un unico filo. Manifesto di un senso di appartenenza, di un sentimento di aiuto reciproco, dove la quotidianità si affronta rimanendo uniti. Manifesto di condivisione di valori, di una storia comune, di memorie e momenti che rendono i rapporti fatti perdurare nel tempo. Manifesto dell'impegno a migliorare e migliorarsi per offrire alle generazioni future una nuova vita lontana dalle ombre del passato e del presente. Manifesto delle comunità dell'India, relegate ai margini del successo e delle narrazioni. Gruppi di donne e uomini dimenticati dalla società e dal potere, ma che con forza e speranza guardano uniti al futuro, per offrire a se stessi e alle prossime generazioni un domani ricco di possibilità. Manifesto di un bambino che ride, in un mondo colorato attorno a lui. Posto di luce e meraviglie da scoprire, ma anche di ombre da scacciare, con la stessa gioia per la vita. Manifesto di una bambina che vive, che cerca il sostegno delle amiche, sognando un percorso assieme a loro, per condividere un giorno le gioie di essere grandi e cambiare finalmente il proprio futuro. Manifesto di un bambino lasciato troppo presto in balia della vita, che ha dovuto crescere in fretta, ma coltiva dentro di sé la speranza di vivere un domani migliore. Manifesto dei bambini dell'India, testimoni di un presente difficile, eppure portatori sani di felicità, fulcro di speranze e sogni che vale la pena coltivare, motore di cambiamento per il futuro che meritano. Sono Kabir Bedi. Ciao, sono Romina Power. Sono stata in India con Care to Action e ho visto come un piccolo contributo possa fare davvero la differenza per tante persone. Scegli di donare il 5 per 1000 a Care to Action e la tua firma trasformerà in possibilità di istruzioni per bambini e ragazzi. Supporterai donne e giovani madri nel loro cammino verso l'autonomia e l'emancipazione, donando loro l'opportunità e strumenti concreti per raggiungere l'indipendenza economica e personale. Non ti costa nulla, ma è una scelta che può cambiare davvero la vita di tante persone. Fai come noi, scegli di sostenere il futuro dell'India, dona il tuo 5 per 1000 a Care to Action. Grazie. Grazie.